Cioè, proprio... Ho sbagliato tutto, la sigla. La sigla! Dai che ce la facciamo, dai! Dai! Allora, un macello perché parte la sigla, già lo so. Guardate. Ma che quando la vodka! Come sei magro! Come sei magro, la vodka! viva la dieta! Qual è il tuo ruolo? Allora, amici bellini, cerchiamo di tirare le fila. È un macello. Mi dovete dire che cosa sentite, che cosa, perché c'ho un macello nelle orecchie. Fammi abbassare. Forse ce la facciamo, forse riesco a farvi una bella telecronaca. Amici bellini, un bacio ad Angelo, un bacio a tutti magari i nuovi che stanno qui per caso. Ovviamente spieghiamo che io non posso far vedere la partita, per carità. Ci sarà non spoilers real time, Napoli-Ascoli, non spoilers 0-0. Faremo telecronaca, questo è un canale dove noi facciamo approfondimento tattico, facciamo le reaction, facciamo gli approfondimenti post partita, parliamo di un po' di tutto, quindi un bacio a tutti quelli che sono capitati qui per caso alla ricerca di qualcuno la farà vedere, qualcuno adesso ho sentito che anche Sky, ho sentito, insomma abbiamo spiegato la situazione di Canale 8 che per una questione di diritti può farla solamente sul digitale terrestre, insomma in TV per tutti quelli che stanno in Campania. Per noi dell'estero, io sono a New York, è un po' più complicata, ma tutto bene. Un saluto a Mario, un saluto a Virgilio, a Mino, a Marco, il Nightbot che funziona, un nome strano, nuovo, ciao, benvenuto amico mio, iscriviti al canale, Genolamp, tutto bene, ok, questo è importante perché sono sempre, lo sapete, sono sempre esperimenti, non si sa mai quello che succede. Oggi cercheremo, oltre ovviamente a guardare la partita, a fare i nostri commenti, a capire, probabilmente faremo un esempio di Napoli titolare, almeno nel primo tempo, e dopodiché parleremo un pochino anche di mercato. Benvenuto Scardamaglia Antonio, benvenutissimi. Come vedete ragazzi, quando vi collegate succede quello, Olli e Benji praticamente. E quindi parleremo anche di mercato, le lacrime di Messi che non mi hanno convinto, dopo ne parleremo sicuramente approfonditamente, e anche dell'offerta che a quanto pare sta per avere anche Lautaro, quindi insomma si potrebbe veramente svoltare per il mercato, potrebbero entrare parecchi soldi in Italia e quindi qualcosa si dovrà muovere. Sky, sì, per chi è abbonato credo Sky dovrebbe essere in chiaro, Angela, da quello che ho capito. La selvaggina, eccola là, dall'esterno del Teofilo, e allora io so già, dovrei avere un collegamento dallo stadio con il nostro amico Angioletto, che voi conoscete anche, Angiolo Pierantoni, e vedremo di farlo intervenire. Nel caso Massimo anche te tieniti pronto, magari ti mando un bel link dopo. Se non riusciamo ad ottenere Angelo, facciamo un collegamento per avere delle impressioni magari all'intervallo, oppure le impressioni a fine partita da chi l'ha vista sul campo. Sì, Ciro, esatto, tutti titolari. Sei un grande, grazie Andrea, grazie mille. Per me quelli che ci sono, ciao Luigi, benvenuto. Come vedi che leggo i tuoi messaggi, non c'è bisogno di pagare, va benissimo, benvenuto. Ragazzi, voi che siete qui, io lo so, voi per me siete più speciali che mai, perché in questo momento
chi ha bisogno di vedere il Napoli magari va su altri siti, va a altri canali. Se voi siete qui, io adesso mi organizzerò anche con il timer che vedete qui, quindi se riuscite a sincronizzare potete ascoltare il mio commento tecnico, oppure vi arriverà il commento tecnico praticamente qualche secondo dopo. Buonasera Mario, buonasera Emidio dal Venezuela, buonasera Filippo, esatto, così credo anche io. Buonasera Flavio, no, solo telecronaca amico mio, purtroppo non posso. Magari lascia giusto, iscriviti e capisco che vai a cercarti la partita, però iscriviti perché poi ne parliamo dopo. Canale 8 in TV e Sky. Buonasera Alessandro, buonasera Carlo, buonasera Ferdinando. 1 minuto e 04. No, non ancora Cristiano, non ancora. Grazie mille Marcello, non riesco a vederla. Ok, tu stai all'esterno. Va benissimo Massimo, magari facciamo le interviste a quelli che escono dallo stadio, ci allarghiamo proprio. Vincenzo, ragazzi, aiutatemi anche voi della chat, voi che siete gli amici Bellini veterani, quando vi chiedono delle cose spiegate quello che succede, lo sapete dove si vede, cosa si fa, e io cosa faccio qua, così non perdo la voce a ripetere. Ciao Vale, un attimo, sono in Calabria, un abbraccio Mario, un abbraccio Pachi, un abbraccio Luigi, Luciano. Canale 8 mi pare sia il canale 13 del digitale terrestre, ma non lo so, non lo ricordo, in Italia non ci manco da parecchio. Buonasera Always, buonasera Gian Domenico, iscriviti al canale. Hola hermano, su 13 esattamente, canale 21 per il territorio italiano. Cioè ci sono notizie discordanti. Buonasera Giorgio Mele, buonasera Giuseppe, buonasera Cristian, Carlo. È il 13 della TV canale 8, benissimo. L'unica cosa che bisogna spiegare è la limonata di TVB pistacchiosi. Siamo pronti qua, ne abbiamo 2 addirittura questa volta, proprio per evitare qualsiasi cosa se qualcuno viene. È una limonata senza fare pubblicità perché questi non mi pagano. Io gli unici a cui voglio una sponsorizzazione dal Chinotto, quindi se qualcuno ha un collegamento diretto con la San Pellegrino, con qualche rappresentante, io voglio sponsorizzare il Chinotto, voglio che il Chinotto sponsorizzi me, quindi parliamone. Bravo Flavio, bravissimo Flavio, benvenuto. Grazie mille Luigi, bravissimo Cursal 88, benvenuto, grazie mille, grazie Francesco, Daniele, benvenuti a tutti ragazzi, vi bacio forte, vi bacio proprio forte. Caffè Paris, Paris, caffè Paris, Paris Coffee, caffè, perché ti sei visto il video, è uscito un video in anteprima che potrete vedere dopo. Amico mio, se hai Sky si può fare, altrimenti ti devi, penso, accontentare della mia telecronaca, oppure in qualche modo, io ovviamente non posso rilasciare link e cose varie perché è complicata. Vedi, se tu stai nelle Marche senza Sky diventa complicata, amico mio, diventa complicata, a meno che ovviamente non cerchi qualche soluzione un po' così, che io però purtroppo non posso suggerire. Allora vabbè, prove generali, esattamente Andrea, esattamente. Ah amico, pronostici non ne faccio. Anche su Sky, qualcuno sicuramente su YouTube, ecco, ora si vede su Sky, iniziate in questo momento, benissimo Rossana, grazie, ringrazio tutti. Questa poi me la faccio spiegare da Mele, me la farò spiegare da Mele. E a proposito di Mele, come tutto perfetto, ma il PSG non raggira il fair play finanziario, loro sono quatarioti, ma noi non siamo idioti. Giorgio, prima di tutto grazie
per il tuo fair play finanziario, perché questo è il fair play finanziario, il fair play, il supporto al canale, fanno un macello con le sponsorizzazioni, si sponsorizzano tra di loro, tra il Qatar, altre società che sono società satellite, quindi in qualche modo a livello burocratico riescono a far rientrare soldi, fanno pagare le cose ad altre società. È una schifezza, ragazzi, quello che stanno facendo, veramente è una schifezza. Antonio, trovi oggi proprio è difficile parlare, trovi il link del canale Telegram sotto in descrizione. Dopodiché ovviamente sul canale Telegram io lancio tutte le notifiche, ogni tanto lancio dei mini video che ogni tanto faccio anche sulle storie di Instagram, da lì non vi perdete nessun video di YouTube, quelli che sono ovviamente tutti a disposizione. Per il gruppo Telegram, quello è riservato agli abbonati, e per l'abbonamento c'è sempre il tastino qua sotto. Grazie mille. Allora, in questo momento, visto che manca pochissimo, si è bloccato tutto. Vediamo se ce la facciamo. Sicuramente ce la faremo. Squadra anticalcio, veramente. Volevo solo dire che i dislike fanno numero, TVB Lurcatori. Sì, Daniele, esatto, ma poi molti dislike verranno da ragazzini, io già lo so come funziona YouTube, verranno da ragazzini che magari pensavano di vedere la partita qua su questo link. Non si vede, dislike, ma io l'ho scritto bene, forse vi faccio la telecronaca, l'ho scritto benissimo, non ho proprio parlato di partita in diretta, quindi sono proprio stupidaggini. Guardaline donna, l'ho letto, speriamo che Koulibaly resti, speriamo. Che formazione praticamente titolare, amico mio. Buonasera al mitico Salvatore Pengue, collaboratore anche di Caffè Napoli 1926 su Instagram e su Facebook, competenza a go-go, ragazzi, su tutte le piattaforme. Nel frattempo che qua ovviamente si è bloccato tutta la sanguetta, perché era giusto. Messi al Manchester City ufficiale, niente di meno, amico mio. È il Paris Saint-Germain, allora dove lo mettiamo? Dobbiamo cambiare mascherina. Paco, buonasera. Allora, cerchiamo di recuperare, perché siamo di nuovo nelle problematiche delle chiavette, ma stavolta io ce la farò. E Angelo Iovanna, ringrazio, e se non sbaglio, Angelo, tu sei proprio tu, perché se non sbaglio tu sei uno di quelli che non sbaglio, io non dovrei aver sbagliato, perché ricordo il tuo nome, assolutamente sì, dalla Svizzera, e hai appena preso 2 magliette dallo store fluido.net, sei grandissimo, grazie amico mio. E ringrazio anche Virgilio Bandiera, sempre gentilissimo, nel frattempo una donazione per comprare un terzino sinistro, amico mio, io li girerei volentieri i tuoi $5,93 al Napoli. Sì, dobbiamo sperare. Non la posso far vedere, amico mio, non la posso far vedere, rischiamo di farci chiudere purtroppo, non la posso far vedere, ma appena riesco a vederla io, ovviamente proveremo a fare questa telecronaca. Dovrebbe essere praticamente quasi partito, vediamo di recuperare questa situazione. E se non ce la facciamo, non ce la facciamo. Che al massimo mi fate voi la telecronaca, io commento i vostri commenti. Qual è il problema? Non c'è problema, noi non ci perdiamo d'animo mai. Mai. Siamo pronti sempre a risolvere. In qualche modo si risolve. Vediamo un pochino di risolvere. Perché per un piccolo periodo ha funzionato e per altri lo so amico, però stare su YouTube e aprire YouTube diventa complicata per me, però ce la farò in qualche modo. Non è detta l'ultima parola. Iscrivetevi al canale. Non è detta l'ultima parola. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Vediamo un pochino cosa succede.
un pochino cosa succede, perché qui ci sono delle problematiche ovviamente di doppie schermate, però se noi andiamo su questa zona, sì, ovviamente qui no, però ce la faremo. Gioca anche Fabian, esattamente. Calma con questi 10-0, secondo me no, però vediamo un pochino. Marcos Alonso è un'idea. Angela, in questo momento Spalletti sta provando questo triangolo di tre centrocampisti che si alternano, comunque spesso sono a 2 e ogni tanto li troviamo effettivamente a 3, quindi questa è la situazione attuale. Condivisione schermo di Telegram. Ho capito quello che dici, Fabio, sì, ho capito perfettamente. Infatti c'ho l'altro Fabio che mi aveva proposto una cosa del genere, vediamo un pochino di risolvere. Ci sono varie. Che cosa ne penso dell'Inter, amico mio? Stanno creando un macello, e in questo momento c'è preoccupazione. Vediamo un pochino se questo potrebbe funzionare. Ci siamo, secondo me ci siamo. Se non laggo, fatemi sapere se laggo. Speriamo di non laggare e facciamo partire anche il timer in tempo, perché potrebbe funzionare. Vediamo un po', vediamo. Sì, la fanno in chiaro, poi si rischia, però. Ragazzi, spiegate a tutti quelli che stanno chiedendo, la fai vedere, per favore, l'ho spiegato bene. Spiegate voi che io sono pronto. Si fischia, vai, è partito il timer, ci siamo. Pressing di Osimhen, ho spiegato a tutti. Intervento di Bobotta e parte l'Ascoli verso il fallo laterale. C'è un intervento del giocatore del Napoli, fallo laterale per il Napoli, si riparte da Mario Rui. Allora, vediamo bene di non dire cose sbagliate, quindi vediamo bene la formazione, che dovrebbe essere quella annunciata, con Mario Rui, con Di Lorenzo, con Manolas, con Koulibaly, con Bobotta, Ruiz e Zielinski, e vediamo come si schiereranno Matteo Politano, Osimhen e Insigne. Quindi la cosa che ci interessa di più in questo momento è capire la posizione dei centrocampisti. Ovviamente importa Meret, non l'ho detto, ma è una cosa importante da sottolineare, perché la questione portiere resta sempre in piedi. E ora vediamo proprio Fabian Ruiz molto avanzato nella zona quasi di Politano, che scambia ora con Di Lorenzo, ancora Politano. Ci aspettiamo tanto da Fabian Ruiz, ragazzi, altrimenti andiamo in difficoltà se anche lui non si dà una svegliata. Di Lorenzo cerca Osimhen, il pallone spiove quasi nella zona di Insigne e ora è Lobotka che commette un fallo tattico, e questa è una chiave importante, ragazzi, perché se noi avanziamo con tanti giocatori qualcuno deve metterci una pezza, e quando succedono queste situazioni di contropiede, altrimenti rischiamo molto. Ricordiamo la situazione ancelottiana, dove per il troppo ottimismo si prendevano gol, perché lui diceva sì, ma abbiamo Koulibaly, abbiamo Manolas, possono scappare all'indietro. Ora scappa all'indietro Mario Rui, intervento discutibile di Mario Rui, ma è bravo Meret ad uscire molto alto e a conquistare il pallone per evitare pericoli al Napoli, che ora avanza. Di Lorenzo scambia con Politano. Voglio capire la posizione dei centrocampisti in questo momento. Lobotka è effettivamente perno centrale basso, si avvicina a Fabian Ruiz per dare una mano, quindi è uguale a come l'abbiamo sempre vista.
Si parte da una formazione di 4-3-3, ragazzi, con Lobotka centrale, e si devono alternare Fabian e Zielinski accanto a lui. Avanza Politano, attenzione, entra in aria, cerca il cross, si ferma, torna indietro da Di Lorenzo, il controcross di Osimhen di testa, non riesce a inquadrare la porta, la sfiora soltanto. Buona spinta sulla destra finora del Napoli. In questi primi 3 minuti ci troviamo con il timer, è tutto a posto, lasciate un like per il timer, tutto a posto. Mentre Fabian Ruiz riesce a servire Mario Rui, ora intervento su Zielinski, il cross a cambiare completamente lato da parte di Insigne che pesca Politano, la sua solita finta a rientrare, ora ancora Fabian, Politano per Lobotka, azione elaborata del Napoli, Insigne, ancora il tiro di Fabian che finisce non lontano dal secondo palo, quindi vediamo un Fabian molto molto più alto, e questa è una chiave tattica. Fabian è a tutti gli effetti in questo momento mezzala, a destra, un po' nella zona dove aveva giocato Elmas in queste partite. Devono aiutare, devono fare tanto sacrificio per aiutare Lobotka a non essere solo come perno centrale. Quindi ci sarà un'alternanza continua in fase di possesso tra il 4-2-3-1, dove una delle mezze ali si abbassa ad accompagnare Bobotta, e il 4-3-3 a tutti gli effetti, con Fabian e Zielinski che sono a tutti gli effetti mezze ali. Mario Rui cerca di avanzare, si ferma, torna indietro ancora da Stanislav Lobotka, ancora Mario Rui, cerca e trova Insigne, scambio stretto, anticipato ora Zielinski e riparte l'Ascoli, cercano di non buttare il pallone. C'è un fallo da parte di Mario Rui e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la squadra in completa tenuta. Non è la classica, non è la classica divisa bianconera a strisce quella dell'Ascoli. Vediamo la parte di dietro. Nel di dietro sono tutti neri con i numeri bianchi e calzettoni rossi per l'Ascoli, che ora prova ad impostare sulla loro fascia sinistra. Fa buona guardia il Napoli, che deve stare sempre attento guardingo. Adesso cercheremo di capire la fase difensiva del Napoli, mentre c'è un probabile fuorigioco, ma arriva al tiro l'attaccante dell'Ascoli, e in questo momento forse il fuorigioco, sì, è stato confermato il fuorigioco, quindi si è mossa bene la linea. Questo è un altro tema importante: far muovere bene la linea, alzarsi tutti insieme, lavorare di reparto e non solo di letture individuali, altrimenti si rischia tanto. Riparte ora Politano, velocissimo sulla fascia destra, avanza palla al piede, non lo ferma nessuno, il cross col destro, c'è un intervento in scivolata che si prende pallone e Osimhen, e sarà, vediamo, qua c'è un misto tra rigore e rigore praticamente. Sì, perché il pallone va diretto sulle gambe di Osimhen. E forse siamo pronti anche ad aggiornare il banner. Signori miei, siete 300, io vi voglio bene, perché lo so che passate, venite, magari sperate di vedere la partita qua. Io l'ho detto che questa è telecronaca. Se voi rimanete qua, io vi voglio veramente più bene che mai, ma veramente. Sono dei TVB pistacchiosi, non sarcastici, sono dei TVB veri e propri. Insigne dalla bandierina, la rincorsa ed il gol. Il capitano firma subito dalla bandierina, dal dischetto del rigore, e quindi Nicola Oliva, benvenuto, porti bene Nicola Oliva, porti bene. Ringrazia il pubblico Insigne, saluta tutti, dà il 5 a Manolas, a Koulibaly. È importante, voi non sapete quanto è importante questo gol di Insigne, non avete proprio idea di quanto è importante questo gol di Insigne. Napoli-Ascoli 1-0 al 7° minuto.
rigore procurato da Osimhen, ingenuità diciamo anche perché la palla era un po' arretrata, ma comunque per bloccare Osimhen è stato costretto a una scivolata disperata il difensore dell'Ascoli. Ovviamente non aspettatevi che io sappia i nomi dei difensori dell'Ascoli. La mette a terra Insigne molto bene, prova a ripartire, ma la palla è troppo lunga e deve arrendersi al fallo laterale il capitano, che sarà protagonista di un'estate calda, perché si parlerà del rinnovo in continuazione, si faranno paragoni Messi, Insigne, non perché si fa il paragone Messi, Insigne, dai, che avete capito, e perché Messi, capito, dice io volevo rimanere ma non ce l'ho fatta e quindi avrei fatto di tutto. Non hai fatto di tutto, caro Messi, non hai fatto di tutto per niente, ti sei andato a prendere 35 milioni perché di meno non ne volevi, e se il Barcellona non te li può dare tu di meno non ne volevi, e quindi sei andato a Paris Saint-Germain. Quindi vediamo cosa succederà per Insigne, perché la situazione in piccolo è simile, perché il Napoli ha dichiarato di voler abbassare il tetto ingaggi e quindi farà un'offerta ad Insigne che probabilmente sarà al ribasso, e capiremo se il Napoli tirerà troppo la corda ed Insigne dirà di no, quali saranno le offerte che poi Insigne avrà, perché Messi può dire di sì al Paris Saint-Germain, perché ovviamente una squadra la trova che se lo può permettere, che punta su di lui. Insigne deve portare delle alternative. I rumori non mi piace su sto tuppo oggi. Il tiro di Osimhen ribattuto da un difensore, recupera il pallone Zielinski ma viene fermato. Ora c'è la scivolata da parte di Di Lorenzo che fa carambolare il pallone su un giocatore dell'Ascoli e quindi fallo laterale per il Napoli. Si riparte da Manolas e ora Koulibaly in possesso di palla, una finta, il pallone arriva, attenzione a Maurizio Farias. Buonasera agli amici Bellini, un buongiorno a Vale, presumo che è l'esclusiva. Non lo so, se lo sai se sulle telecronache si può fare, amico mio, lo sai che forse rischio pure con la telecronaca. Non hai torto in realtà. Attenzione, il tiro di Zielinski, c'è parata o palo, bel tiro al volo di Zielinski, radente, che è finito sul palo. Rivediamo il tiro preciso, palo a tutti gli effetti, palo di Zielinski, bella iniziativa. Io ringrazio ancora infinitamente Maurizio Farias, che invito sempre, se vorrà, a partecipare al gruppo Telegram come abbonato e supporter della prima ora, senza dubbio. Attenzione, Politano viene fermato al limite dell'area, Bobotta con la pressione altissima, con un fallo. Rivediamo questa situazione dove Lobotka accompagna molto le mezze ali per il primo pressing e per tentare il recupero altissimo quando il Napoli perde palla, una situazione che sappiamo essere rischiosa ma rewarding se funziona. Ora è Koulibaly che aggira l'avversario, si mette davanti e con la sua classica scivolata ora rischia Mario Rui, ma subisce fallo e si riparte da Meret con questo lancio. Controllo di Osimhen molto bene, non facile, e ora è Zielinski che trova un ottimo passaggio per Insigne che scappa in solitaria. Attenzione, il passaggio all'indietro per la corrente Politano, il tiro viene ribattuto, si dispera Osimhen ma la palla è ancora del Napoli. Molto altruista Insigne in questo caso, avrebbe potuto anche provare ad andare da solo e provare la conclusione. Il Napoli resta in possesso di palla, ancora Insigne, si muove Zielinski, il controllo orientato è bellissimo, sono le cose che mi piacciono a me. Osimhen, il controllo, il tiro ribattuto e sarà calcio d'angolo. Bene il Napoli, si dispera ancora Osimhen con il suo classico atteggiamento di chi vuole spaccare tutto, e il tiro era ben indirizzato verso la porta. Si è immolato un difensore senza nome, per me, il difensore ce l'ha. Comunque Maurizio, non hai torto, potrebbe essere anche problematica, però venitemi a prendere a New York, sinceramente. Venitemi a prendere. Allora,
Il cross da parte di, credo, Politano, ribattuto dal portiere, sarà calcio d'angolo dall'altra parte, questa volta alla sinistra del portiere. E vediamo come si schiererà la difesa dell'Ascoli. Vedo difesa più o meno a uomo, si scelgono giocatori e si seguono anche dei raddoppi. Vediamo Di Lorenzo che cerca un blocco per Koulibaly, il cross a rientrare di Politano viene ribattuto di testa e sarà fallo laterale per il Napoli. Niente di meno, nella chat c'è pure qualcuno che dice ma un poco di qualità meglio, ma ringrazio che stai vedendo, non parlo di voi, parlo della chat dove la sto guardando. Mamma Carmen, è veramente, c'è proprio non c'è limite alla vergogna, non c'è limite alla vergogna, ma ringrazio i 360 che invece sono qui. Ragazzi, lasciate un like per voi stessi, gratificatevi, perché se questa live raggiunge tipo 700 like, come quelle live belle di un tempo dove i 700 like arrivavano semplici perché il Napoli stava facendo quella cavalcata incredibile, quindi like anche 1000 like, ma 1000 like è impossibile nel calcio d'agosto con un Napoli che non ha fatto mercato ma che proverà semplicemente a trattenere i big. C'è uno scambio al limite dell'area, ora vedi Bobotta come aggredisce, ancora un fallo, però va bene, cioè capitemi, se non prendi la palla tu Lobotka, va bene fare il fallo perché così dai il tempo alle due mezze ali anche di rientrare. Quindi la considerazione è molto bene Lobotka, bene se Spalletti gli ha detto tu aggredisci alto e se il caso fai fallo così ci riorganizziamo, benissimo, però sarà importante avere un sostituto. Quando ci sarà Demme non c'è problema. Attenzione, Osimhen dal limite dell'area cerca e trova Insigne che scambia con Zielinski, ancora cerca un'idea il polacco, ritorna da Lobotka, scambio di prima con Insigne, Lobotka poi cambia lato per Di Lorenzo che guarda davanti a sé Politano punta, il Bicarbo Napoli punta il suo avversario, c'è un pochino di scambio stretto, ma adesso sale il pressing dell'Ascoli, il Napoli è costretto a tornare da Manolas, rimaniamo in possesso di palla, si fa vedere bene Zielinski tra le linee e ora è Fabian che scambia, c'è ancora sulla destra Politano, Fabian viene fermato lo spagnolo, pallone recuperato però alto da Lobotka, questa è la chiave ragazzi, la chiave è quella, Insigne cerca il tiro a giro, ovviamente cerca il tiro a giro leggermente alto, ma sarà un leitmotiv di tutta la stagione, ancora questo tiro a giro, invece poi quando lo fa, vedi che ha fatto bene a provare il tiro a giro, lo sappiamo, oramai è diventato un meme, non è diventato semplicemente una giocata, è un meme di se stesso e non si potrà fare altrimenti che parlarne tutti i giorni, tutti i minuti. Quindi, come vi dicevo, la cosa importante è spendere un fallo e avere un sostituto, perché se tu fai tutti questi falli ad un certo momento accumulerai una serie di cartellini gialli e di squalifiche. Quindi il centrale del 4-3-3, come Spalletti lo sta sviluppando in questo momento, rischierà di essere molto spesso diffidato. È matematico proprio, perché nelle amichevoli va bene così, ma poi incontri le squadre importanti, incontri gli arbitri che non ti perdonano e quindi ci saranno ammonizioni e diffide per Lobotka o per chi farà il centrale in questa formazione. Di conseguenza bisogna assolutamente fare mercato, perché Demme è infortunato e perché lì abbiamo solamente in questo momento Elmas che ti puoi giocare. In questo momento hai Lobotka, Fabian e Zielinski e lì ti puoi giocare solamente Elmas. Poi tornerà Demme, ne serve almeno un altro. Se poi sotto punta ci finirà Mertens o ci finirà un as, probabilmente Zielinski lo vedremo scalare tra i centrocampisti definitivamente. Questa è una previsione che io vi faccio, perché in attacco siamo abbondanti, specie con il ritorno poi quando ci sarà di Lozano e di Mertens, con un as che magari potrebbe restare, con Petagna se resta,
siamo in abbondanza in attacco, ma siamo in difficoltà a centrocampo, quindi lì potremmo perdere Zielinski sotto punta e guadagnare Zielinski centrocampista a tutti gli effetti. Ma in questo momento somiglia tanto a un 4-3, ragazzi, è un vero e proprio 4-3. Scambia Zielinski con Insigne, bellissimo il passaggio di Insigne per Politano, un po' lungo, ma c'era fuorigioco. Insigne aveva visto una traiettoria impossibile. Rivediamo, c'è un fuorigioco millimetrico di Politano, buona la difesa dell'Ascoli. Insigne aveva trovato un taglio dei suoi, non alto, questa volta rasoterra, a tagliare tutto il campo. Osimhen nel primo pressing quasi va a rubare palla, e ora intervento di Koulibaly che ferma tutto. Lobotka di prima, molto bene. Ora è Fabian che serve Di Lorenzo, avanza il campione d'Europa, ancora Fabian. Lobotka, Manolas che avanza palla al piede, cede ancora a Stanislav che cambia tutto nella zona di Mario Rui, che si impegna per tenere questo pallone. Non era facile, ma ora dovrebbe essere fallo laterale per il Napoli. Il lancio di Lobotka a cambiare tutto, molto interessante, un po' forte. Mario Rui è stato bravo comunque a metterci un piede e a non farlo andare in fallo laterale, guadagnando un fallo laterale a sua volta. E ora ancora Stanislav che scambia con Fabian. Bene Fabian di prima, questo voglio vedere dal signor Ruiz. Ora è Manolas che mette in difficoltà Politano, questo vogliamo vedere dal signor Ruiz. Scambi di prima, qualità, idee, velocità, aiuto, sacrificio. Dobbiamo vedere tutte queste cose, altrimenti chiavette. Andiamo nelle chiavette, signori miei. State lasciando i like, io poi controllerò il like a fine primo tempo e deciderò se andarmene definitivamente oppure continuare. Io ho i mod che vengono qui e che ci fanno quel lavoro, e voi non lasciate i like per i mod. Ancora Politano, ottimo spunto sulla destra, il tiro viene ribattuto, colpo di testa di Insigne che si sta anche accentrando molto, lo vediamo adesso in posizione quasi verticale rispetto a Lobotka, con Mario Rui che tende come al solito ad accentrarsi. Scambio Mario Rui Zielinski Insigne. Benvenuto Franco Camerlingo, così mi piacete ragazzi, così vi voglio. Attenzione, il passaggio per Insigne che recupera il pallone, il tacco per Osimhen che avanza, entra in aria. Osimhen cerca un dribbling e sarà calcio d'angolo per il Napoli. È stato un buon scambio con Zielinski, con palla in profondità erano andati sia Insigne che Osimhen. Insigne è bravo con il colpo di tacco a servire il nigeriano, che viene fermato in calcio d'angolo, quindi ci sarà calcio d'angolo per il Napoli. Va ancora Insigne, lo scambio con Zielinski, ancora Insigne in possesso di palla, resiste a una carica, resta in piedi. Bravo Lorenzo che ora torna dietro da Lobotka. Spalletti indica a Lobotka il passaggio semplice verso Mario Rui, che era rimasto l'ultimo difensore. E ora è Fabian in possesso di palla nella zona di mezzala, cambia tutto e trova Insigne, molto bene così. Sovrapposizione di Mario Rui, il cross morbido viene ribattuto di testa dall'Ascoli, recupera palla Insigne. È un buon Napoli, decisamente migliore rispetto a quello visto a Cracovia, che non ci aveva tanto convinto. Ovviamente non avevamo attaccanti, eravamo in grande difficoltà. Ora vediamo Fabian che trova ancora Insigne, che trova ancora Mario Rui, che dopo un tocco serve Koulibaly, ritorna la palla da Mario Rui. Fabian Ruiz trova Zielinski che la lascia ad Insigne, punta il suo avversario Insigne, cerca un filtrante per Osimhen che non passa. E ora è bravo Mario Rui al pressing alto, che però viene eluso. E ora c'è un'occasione di contropiede per l'Ascoli, il numero 14 è un po' pesante, l'azione viene rallentata e ora l'Ascoli prova ad impostare dall'altra parte nella zona di Di Lorenzo, che vediamo ricompattarsi con la linea 4.
Ora per vie centrali c'è un fallo da parte di Lobotka, in buona forma fisica, conferma di aver perso tanto peso, ma è costretto a spendere un fallo per non lasciare l'avversario libero al tiro. Calcio di punizione per l'Ascoli. Quando siamo al 22esimo e 42 secondi ci troviamo perfettamente. È una live bellissima, è una live che voi dovreste lasciare un sacco di like, un sacco di live. Lasciate un sacco di live per questa like, con il timer precisissimo, con la telecronaca, con Maurizio che si iscrive al canale. Bravo Maurizio, che funzionano anche queste le notifiche. Che bellezza, che bellezza. Io sono veramente, sono poche le gioie nei dettagli, no? Io mi faccio felice con poco. Parte il calcio di punizione, alto, scavalca la traversa, ma non impensierisce Meret. C'è stata anche una deviazione, vediamo, da parte della barriera, e quindi sarà calcio d'angolo per l'Ascoli. Vediamo inquadrato il numero 10 dell'Ascoli, di cui io non so il nome, mi dispiace, veramente vorrei dare soddisfazione anche ai tifosi dell'Ascoli in questo momento collegati, ma non li conosco, e non conosco molti giocatori, figuratevi se conosco quello dell'Ascoli. Scambio corto, si riparte dalla tre quarti, il cross al centro, l'intervento di Manolas, ancora di testa, e sarà ancora calcio d'angolo. Vediamo Di Lorenzo dare delle indicazioni ai compagni, Osimhen mettersi sul primo palo, Manolas con un taglio di capelli alla Yusai, taglio sfumato alla Elsie di Usai, ancora il cross, attenzione, pericolo grave, e gol del Cagliari, gol dell'Ascoli. Non c'è nessun tipo di fuorigioco, ci hanno fregato ragazzi, ci hanno fregato. Il cross a cambiare completamente l'aria, c'è stato un controcross e aveva anche ciccato il primo attaccante e poi è arrivato il secondo tutto solo. Qualcuno si è perso nei movimenti dopo l'angolo, qualcuno si è perso la marcatura, ed è 1-1 per l'Ascoli, perché non è 1-1 in generale, è 1-1 per l'Ascoli, perché è importantissimo l'attenzione, le marcature. Stiamo parlando di una squadra, l'Ascoli, non significa niente. C'è un cooling break, ora qualcuno potrà dire sì, ma probabilmente Meret poteva uscire, perché questo controcross non finisce lontano dall'area piccola. Ne abbiamo parlato spesso, vorrei rivedere questa situazione proprio per capire se effettivamente Meret poteva fare qualcosa in più oppure no. Nel frattempo vediamo notifiche, vediamo situazioni dal mio inviato. L'inviato dallo stadio mi conferma che forse Meret poteva fare qualcosina in più. Nel frattempo questo cooling break ne approfitta Spalletti per questa sorta di time out, dà indicazioni ai ragazzi che si dissetano con l'acqualete, che poi l'acqualete è gassata, quindi non lo so se è ideale mentre corri, le pollicine, i rutti, non lo so. Io, lo sapete, ho difficoltà con faccio i ruttini, può essere che loro difficoltà non ne hanno, e vabbè. La disattenzione fa male, un Napoli bello, ben messo in campo, e su questo calcio d'angolo l'hanno mossa, e il cross dalla tre quarti ci ha messo in difficoltà. Qualcuno si è perso la marcatura, qualcuno è andato in avanti, e lì a seguire, in quanto inquadrato Edo De Laurentiis con i suoi soliti occhiali, a seguire sul calcio d'angolo qualcuno ci deve mettere una pezza.
Se non è un difensore deve essere il portiere, se non è il portiere che sul controcross qualcuno doveva accorciare sulla porta. Insomma, segnaliamo questa disattenzione collettiva, fatemi dire anche collettiva. Riparte il Napoli subito in avanti dopo aver battuto la ripresa, vediamo se ci sarà una reazione immediata, magari rabbiosa, magari tecnica, magari con pazienza, vediamo come il Napoli si giostrerà. Passaggio strano di Koulibaly che viene però ben messo a terra da Politano, ora è Di Lorenzo, il cross al centro, non ci arriva Osimhen per questione di centimetri e sarà ancora calcio d'angolo per il Napoli. Vediamo di farlo anche noi, perché è importante sbloccare, ricordate pure col Cracovia, è importante che se le partite sono bloccate, questa non è una partita bloccata, è una partita dove il Napoli sta facendo la partita, però la superiorità di una squadra su un'altra è anche quando tu sui calci piazzati dimostri esperienza, dimostri di avere fisicità, dimostri di avere tecnica, voglio dire, il cross spiove. In questo momento credo che il cross fosse stato di Mario Rui, perché ultimo difensore era rimasto Bobotka, che ora è in possesso di palla, scambia con Koulibaly, ancora Lobotka e vediamo Fabian che sventaglia dall'altra parte, pallone complicato per Mario Rui che guarda così e così. Allora, Spalletti out subito, Mario Rui, non mi far tradurre quella cosa in inglese, amico mio Fablo Versatile, che ringrazio sempre per il supporto e per gli spunti anche tattici. Questo è uno spunto tattico su Mario Rui, che figuriamoci, non è che mo sta facendo, tu dici che era suo? Dobbiamo rivedere le marcature. Potrebbe essere suo, anche se di solito sui calci piazzati i terzini sono invertiti in difesa. Di solito dovrebbe esserci Di Lorenzo tutto a sinistra e Mario Rui tutto a destra, però non lo so, dobbiamo rivedere. Di solito abbiamo visto questa situazione qua e quindi nelle ripartenze ti trovi al contrario con i terzini. Però chiedo ovviamente conferme, potrebbe essere non questo il caso. Mentre Osimhen va al pressing forsennato, scivola un difensore dell'Ascoli, Osimhen recupera palla, aspetta Insigne, scambia, ora è Lobotka che trova Fabian, ancora un passaggio breve di Fabian, ora è Mario Rui, come al solito molto interno, e Insigne cerca e mette in leggera difficoltà Koulibaly che trova il passaggio in Meret, lo scarico semplice, e ora si riparte da Mario Rui che alza la testa e torna indietro. Lobotka per Fabian, bravo Fabian nel ritrovare Lobotka. Ancora Mario Rui cerca, guarda in avanti, no, si appoggia di nuovo a Fabian leggermente più arretrato, cerca la percussione Fabian, il passaggio ad Insigne, cerca il lob Insigne, Osimhen non parte, l'idea ci poteva stare ma Victor non aveva accennato al movimento, quindi era un'idea che Insigne aveva avuto senza nemmeno il movimento preventivo di attenzione. Ora è qui, è bravo Koulibaly a fermare gli avversari, dico gli avversari perché ce n'erano un paio in quella zona, e Koulibaly ferma tutto e riparte servendo Fabian Ruiz che si gira, buono il filtrante tentato per Politano ma viene intercettato. Qui ragazzi non ci sono pregiudizi, se un giocatore gioca bene non ha importanza il suo nome, può essere Ruiz, può essere Rui, può essere Meret, può essere Insigne. Se un giocatore gioca bene lo diciamo, se un giocatore gioca male lo diciamo. Ancora proprio Ruiz che trova Osimhen, che riesce il controllo, cerca di mettere il cross, ribattuto ancora dalla difesa dell'Ascoli, e sarà ancora calcio d'angolo per il Napoli.
in questo momento voglio dire, Fabian Ruiz non mi sta dispiacendo, non male, sta cercando gli scambi di prima, sta cercando la posizione tra mezzala e secondo centrocampista. Parte il cross di Politano, ancora cerca lo stacco Koulibaly questa volta, che non inquadra la porta. Quando siamo al 32esimo e 45, 46, 47, insomma lo sapete, secondi, e vediamo se l'Ascoli fa un po' di fazzoletto. Sì, si parte dal basso, vediamo se il Napoli deciderà di aggredire alto. Osimhen resta in zona, Insigne molto vicino a lui, e si stringe il pressing del Napoli e recuperiamo palla con Lobotka. Abbiamo costretto a questo lancio sbagliato l'Ascoli e quindi recuperiamo molto alti. Bene, ancora Koulibaly avanza nel centro di cerchio campo, sventaglia verso Mario Rui che riesce a controllare il pallone, cerca un'idea, la trova in Zielinski che appoggia Fabian Ruiz. Fabian trova Lobotka, scambio con Insigne, scambio stretto, Osimhen riesce a servire Di Lorenzo, il pallone leggermente lungo, quindi Di Lorenzo non riesce a proseguire la sua corsa. Si riparte ora da scambio Zielinski, Lobotka, Zielinski, ancora palla Di Lorenzo sulla destra e vediamo come si sviluppa ora questa azione. Fabian, Lobotka davanti a lui, Fabian in questo momento leggermente più arretrato. Si cerca densità in zona palla, ragazzi, si cerca densità in zona palla. Zielinski non resta a sinistra quando si gioca a destra, ci sono molti movimenti, ma perde palla a Bobotta e parte il contropiede dell'Ascoli. Benvenuto Francesco Di Giulio, costretto ad un altro fallo. Lo slovacco chiede scusa. Qua per esempio sarebbe stata munizione in campionato, perché perde lui palla, costretto a fallo. Questa era la munizione, ragazzi, ve l'ho detto mezz'ora fa. Però volete lasciare un like per le previsioni di Valerio Fluido Celentano da New York? Perché che vi ho detto mezz'ora fa? Attenzione, il calcio di punizione, l'Ascoli prova il tiro, il numero 10, c'è una deviazione? C'è una deviazione? No. Si riparte con rimessa dal fondo. Che vi ho detto? Si può fare, è rischioso? Sì. Il centrale sarà ammonito molte volte? Sì. Andiamo nelle chiavette? Sì. Andiamo avanti. Non vi ho detto niente. Non vi ho detto niente. Io non vi ho detto niente. Non l'avete sentito qua per la prima volta. L'ha detto il giornalista X sulla testata Y, ripreso poi dalla radio Z, che poi viene riscritto dal blog W. Koulibaly avanza palla al piede, supera il centrocampo, trova Insigne sulla sinistra, il movimento di Mario Rui che si ferma e viene contrato e poi spinto fuori dal campo. C'è fair play per fortuna. Mario Rui tiene un capello che mo si è sciatato, tiene una ammaccatura a capo pro cuscina che non si può guardare. Parte il cross dalla bandierina di Insigne, c'è un tocco di Zielinski, era uno schema insomma questo movimento di Zielinski. Ancora pallone toccato in calcio d'angolo, il Napoli ci riprova al 36esimo e 30 secondi. Vediamo stavolta il cross è più alto, spiove, attenzione il tiro da parte di Politano che non trova, non inquadra la porta. Politano un po' di pancetta da neopapà, diciamo. Non proprio gli addominali di... ok, fatemela dire bene. Una pancetta alla Neymar, perché poi l'abbiamo viste le foto di Neymar, bello rilassato, una pancetta umana. No, è Chiat, ma lo stesso Lobotka non è che fosse Chiat, c'ha il culo importante. Una pancetta umana per dei giocatori che insomma devono
devono essere sempre in forma, ma è tutto giustificato, è estate, ha appena avuto la bimba o il bimbo. Recupero palla di Zielinski, Insigne, il controllo ancora Zielinski largo sulla sinistra, si stanno spesso invertendo le posizioni di Zielinski e Insigne. Mario Rui ancora si torna da dietro proprio al mondo, Lobotka, Fabian Ruiz attaccato, perde palla, costringe Koulibaly a una rincorsa lunga e si riparte da Meret. Non bene, azione potenzialmente pericolosa, e siamo ritornati fino a Meret. Attenzione, Fabian Ruiz attaccato in maniera irregolare, dice l'arbitro, riparte subito il Napoli, Insigne taglia tutto il campo e poi non so se l'ha toccata lui, è stata toccata. Insigne fa un gesto esemplificativo, quasi come a dire si è rimasta a Nantes. Credo che si riferisca a Osimhen, che non aveva fatto il movimento, non aveva dettato il movimento giusto, dettato il passaggio giusto con un movimento. Attenzione a Francesco Ventre, benvenuto amico mio, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti. Qua secondo me arriviamo a 10.000 prima se ci fossero un altro paio di partite, ma ce ne sarà una sola, non sappiamo ancora se col Perugia o con qualche altra squadra, perché il Perugia non è stato confermato. Quindi attenzione, l'amichevole del 14 agosto non è stata confermata la squadra. Insigne cerca il tiro a giro, stavolta basso, viene contrato dall'interno dell'area e ci sarà un altro calcio d'angolo per il Napoli. Colpisce lo stinco del difensore mentre Mario Rui dà delle indicazioni a qualcuno, forse ancora Osimhen che viene inquadrato pizzicato dalle telecamere, come si dice. Parte il cross e interviene il portiere a vuoto, la manca credo fosse Manolas sul secondo palo e si riparte da un fallo laterale per il Napoli, pallone lasciato a Insigne che la lascerà a Mario Rui, che guarderà il movimento di Fabian, che accenna, poi si allontana, si allontana e adesso trova Zielinski. Mario Rui, ancora Insigne, il controllo viene contrato, ancora fallo laterale per il Napoli, siamo al 40esimo, 1-1, il Napoli non riesce a sfondare, non tanti tiri nella porta, tanti movimenti, occasioni. Attenzione, Insigne trova bene Zielinski, il cross verso Osimhen, 3 difensori davanti a lui, stiamo trovando poco il tiro. Attenzione però, ci incischiano quelli dell'Ascoli, prova ad approfittarne Politano, che ora ritorna da Di Lorenzo, ancora Lobotka, verticalizzazione per Fabian, ancora Di Lorenzo, ancora Lobotka, triangolazioni veloci. Lobotka trova Insigne che si accentra molto, ora il pallone per Politano, ancora lascia Insigne a Di Lorenzo, l'idea non era male, ma il passaggio di Di Lorenzo è troppo lungo e Insigne non ci arriva. Insigne si sta muovendo molto sul fronte dell'attacco, non resta solo a sinistra, si accentra spesso finisce lui sotto punta. Vediamo ora il primo pressing, è a tutti gli effetti un 4-3-3 ragazzi, è a tutti gli effetti un 4-3-3. Ovviamente quando Insigne si accentra, Zielinski può andare ad occupare quella zona. Mario Rui trova Osimhen, ancora una scivolata ai danni di Victor, stavolta regolare secondo l'arbitro, e riparte l'Ascoli, ma è bravo Koulibaly a fermare tutto e a rilanciare lungo verso Politano, che mette a terra un pallone difficile, ma era fuori gioco di Matteo. Non è vero che te ne panza, sta bene. Io pagherei tanti milioni pagherei 35 milioni di euro per avere la pancia di Politano. Non, niente male. Che poi è quella di Messi, che poi sono quei giocatori che
si mangiano un paio di insalate di pollo e stanno a posto. Riparte dal portiere l'Ascoli, pressing di Osimhen instancabile, il rilancio del portiere preda di Mario Rui che fa un colpo di testa. Ma stai solo tu, come fai a fare il colpo di testa proprio sui piedi dell'avversario? Stai solo tu. Insigne, punta l'avversario, cerca un'idea, trova il passaggio verso Osimhen che però non arriva a destinazione. Ancora palla recuperata, fallo laterale di Mario Rui per Lobotka. Manolas, Di Lorenzo lascia Politano, si sovrappone Di Lorenzo, Politano prova a sfondare sulla destra, viene messo giù, l'arbitro non chiama niente, si rialza Politano, recupera il pallone Di Lorenzo, ora ci dovrebbe essere un fallo, c'è batti e ribatti, il pallone finisce poi tra i piedi di Lobotka, che serve Fabian Ruiz, che trova un filtrante ora per Zielinski, pallone lasciato ad Osimhen che tira in porta, pallone lento, facile controllo da parte del portiere, era riuscito a liberarsi Osimhen al tiro da posizione defilata e anche abbastanza lontano, non ha impensierito il portiere, buono lo scambio però tra Fabian e Zielinski tra le linee. E poi il polacco è riuscito a trovare il passaggio finale per Osimhen che non ha potuto imprimere la forza necessaria. Guardate che termine, non ha potuto imprimere la forza necessaria per impensierire il portiere. E su questa siete 400 di voi, se non ci stanno i 500 like su questa live appena finisce il primo tempo, senti, poi dopo senti. No, è perché qua usiamo i termini proprio dei telecronisti, cioè imprimere la forza necessaria, cioè con le polveri bagnate. Osimhen con le polveri bagnate, così dicono quelli bravi. Bonus facilmente raggiungibile. Fallo di Koulibaly, grido di dolore, Koulibaly chiede scusa al numero 9, ma si riparte con un calcio di punizione per il Napoli, quindi forse non era fallo, forse c'era qualcos'altro. Riparte Mario Rui, Insigne, ancora Mario Rui, cerca e trova Lobotka che si gira velocemente, trova Fabian che si avvicina spesso a lui per dargli una soluzione, e ora il lancio verso Zielinski che crossa di sinistro di prima intenzione, non ci arriva per un attimo Osimhen e poi anticipato Fabian Ruiz in calcio d'angolo. Il Napoli forse avrà l'ultima occasione per riportarsi in vantaggio. Vediamo come sfrutteremo questo calcio d'angolo. E io dovrò ricordare anche di mettere pausa al timer, anzi la metto subito così dopo al 30° ricominceremo. Siamo ancora il calcio d'angolo, attenzione il colpo di testa da parte di Di Lorenzo che non inquadra la porta, stacca bene Giovanni, quasi anticipa anche Koulibaly che era alle sue spalle, ma non riesce ad essere preciso e ad inquadrare la porta. Quando siamo ad 1 minuto dopo il 45° e l'arbitro fischia la fine delle ostilità momentanea e andiamo a vedere i vostri commenti per sapere cosa ne pensate. Io nel frattempo ricordo al mio inviato, ok, abbiamo l'inviato che tra poco sentirete. Allora vediamo un pochino, un po' noioso questo primo tempo, troppo manchinoso secondo me. Mattimmo like, è sempre Forza Napoli, bravo Gianni. Fabio, fammi sapere a quanti like stiamo per sfizio mio personale. Lorenzo molto più vicino alla porta, ritmo molto lento, sarà colpa del caldo. Questo è anche possibile, Marco. A parte l'errorino nel gol dell'Ascoli, Marione niente male, dai critichiamo di meno, deve fare la riserva della riserva, però sta dando tutto, manca Demme, si sente la sua assenza, buon Fabian. Un giorno all'improvviso mi chiedemi perché di tempo nel passato sono ancora qua e difendo la città. Thomas, ma tu sei polacco? Are you Polish? You're Polish.
Sei di origine polacca al 100%, Tomasz. Ma lo sapete che se si rompe Di Lorenzo non abbiamo terzino decenti? Lo so, ma abbiamo l'inviato. Hola! In che lingua vuoi parlare? Perché noi sappiamo che tu puoi parlare in spagnolo, in inglese, in napoletano, in italiano. Parliamo in italiano. Fanno cavare pazzo pure a Castel di Sangro, ragazzi. Ok, quindi questo ci può spiegare anche il ritmo magari non altissimo. Esattamente, si nota il calore che fa, la preparazione probabilmente, perché si vede proprio un po' di attenuante il fatto che la squadra è sulle gambe. Gambe pesanti. Si vede proprio la gamba pesante, proprio nel passo dei giocatori. Bene. Domanda bruciapelo. Allora, io vedo un 4-3-3 fondamentalmente, vedo un Fabian più mezzala che è vicino a Bobotta, poi dopo si accompagnano lui e Zielinski e stanno cercando la posizione. Qualche rischio è arrivato sul recupero alto, perché ho visto Lobotka il pressing molto alto. Guarda, a me sembra più un vertice basso Lobotka, Fabian alto a destra, Zielinski alto a sinistra. Mi sembra più una cosa del genere. Con Zielinski che tende ad accentrarsi. Il rischio è venuto quando Lobotka ha inciampato su quella palla e sono ripartiti. Oppure in alcune giocate di Fabian che quando è basso come al solito la tocca troppe volte invece di fare 1-2. Sto vedendo un gioco molto veloce in alcune zone del campo come passaggi, e questa è una cosa positiva, però poi insomma manca un po' di lucidità soprattutto nelle giocate avanti. Chiaro, chiarissimo. Angelo, pubblico, com'è la situazione? No, tranquillissimo, famiglie, molto tranquillo. Sì, c'è abbastanza gente, però ovviamente con le restrizioni si sta distanziati. Io non ho visto il rigore, sono entrato, c'è un po' di disorganizzazione, ne abbiamo parlato. Sono entrato al 10° del primo tempo. Quindi non so il rigore come è stato, ho sentito solo il grido, il boato sul boato. Io una cosa volevo dire però, mannaggia, perché Meret non esce? Quello è forte. Esatto, questa era la seconda domanda che volevo farti, perché la sensazione dalla TV è che probabilmente qualcosa in più poteva farlo, non so, dallo stadio poteva arrivarci. Cross in mezzo, passetto in avanti, passetto indietro. È classico. Finita lì per la linea difensiva. Classico, e dobbiamo capire se qualcuno è scappato dalle marcature, perché era un calcio d'angolo, loro l'hanno mossa all'indietro. Esatto. E qualcuno si è perso la marcatura. Guarda, sulle marcature non lo so, perché stavo un po' imprecando sul passetto in avanti, passetto in già mi stavo innervosendo, quindi non ho seguito il resto. Però lì c'è un po' di colpa. Vabbè, io spero che Spalletti, come stia lavorando sui fondamentali di alcuni giocatori, vada a vedere pure sta storia. Vero, perché è importante. Abbiamo il preparatore dei portieri Spagnuolo, vediamo un pochino se lui ci mette una pezza. Vediamo. Angioletto, io ti ringrazio tantissimo, magari ci sentiamo alla fine della partita. Grazie mille. Dopo. Dai, forza Napoli. Sempre. Maglietta Voiello, perché le magliette nuove non ci stanno, e allora si torna. Se mi vedi il presidente mi cazzia, perché non è quella di ora. Non fa niente. Non te la fanno firmare. No, cosa si cazzo. Ciao. Allora, amici belli, io c'ho gli straordinari, questi sono gli straordinari, veramente, le cose straordinarie del Caffè Napoli 1926. Andiamo a leggere i vostri messaggi. Non mi sono perso, sicuramente l'avete già scritto. Frank Panico, grande The Great Valerio, vero puro, grazie amico mio. Fabian più svelto, un po' più svelto, esatto. Qui ci sono stati dei momenti in cui l'ha mollata di prima molto bene, e come avete sentito dal nostro inviato, qualche volta quando era più basso l'ha toccata un paio di volte in più. Quindi secondo me c'è una ricerca di evitare questa cosa qui. Lobotka sta facendo l'elastico, si abbassa in fase difensiva e si alza alle spalle di Insigne appoggiando le mezze ali, l'azione del pressing. Esatto, e questa è la cosa buona per lasciare la squadra corta nel primo pressing, è anche molto rischiosa quando il primo pressing non funziona. Puoi trovarti una prateria alle spalle di Lobotka con i 4 difensori che si trovano a dover scappare, quindi se trovano il pallone tra le linee diventa pericoloso. Quindi bene che Bobotta, se non riesce a prendere palla, prenda almeno la gamba
e quindi rischi assolutamente. Ale, my Polish friend, questa è Coppa Rumi che infetta anche il portiere, non credo, amico mio, troppo cattivo con Mario Rui, Polli, più lento della costruzione della metropolitana, lo spagnolo, confido in lei, il preparatore dei portieri. Quanto siamo, amico mio, sta scritto qua, guardate, Napoli-Ascoli 1-1, non spoiler please. Ma voi non vedete questa cosa, quanto siamo? È una domanda, tu non sei iscritto al canale, Federico, secondo me ti devi iscrivere al canale. Quanti anni dobbiamo stare con questo cavolo di Mario Rui, ma come si fa? Vendiamo Meret e mettiamo Contini in porta, questa me l'aspettavo. Il portiere dirà garanzie per me nulla, a me per nulla. Ragazzi, vediamo se si punta su di lui, perché ricordiamo che abbiamo sempre Ospina e qua niente, non possiamo escludere che Ospina resti e parta lui titolare, non lo possiamo escludere assolutamente. Saluti da Malta. Tu, Luca, da Malta dovresti assolutamente andare a bussare a quegli uffici dei procuratori fasulli, fatti entrare dai procuratori e chiedi che cosa succede con Raiola. Mamma mia. How is Zielinski playing today? Not bad, my friend, not bad. It's in between the striker and the midfielders, is right there trying to create chances more than scoring, but he shot one on the post. Sto dicendo che ha preso un palo e si trova a giocare tra le linee. Non male. Facciamo partire gli hashtag. Quali, amico mio, quali? Non si vede lo streaming nemmeno in Campania, perché lo streaming, Antonio, non lo puoi decidere per una zona solamente, quindi lo devi bloccare assolutamente, perché lo streaming altrimenti va in tutto il mondo, perché non c'è modo di controllarlo lo streaming. Quindi loro, non avendo la possibilità di streamare in tutto il mondo, devono bloccare anche in Campania, devono bloccare lo streaming all together. Si è pippato il difensore, per fortuna abbiamo Koulibaly. Comunque mi sembra che oggi Osimhen è lento. Allora ragazzi, questa cosa della lentezza, abbiamo avuto il nostro inviato, si vede benissimo che è una questione di giocatori sulle gambe, la preparazione si sente. Adesso questo è il momento dove stanno giocando i titolari, che probabilmente dovranno adesso fare un lavoro diverso, perché adesso hanno messo carico sulle gambe e sui muscoli, e per la partita con il Venezia servirà del riposo. Penso che la prossima amichevole magari non la giocheranno, magari giocheranno pochi minuti. Mi fido dei preparatori atletici, a me l'errore pare più di Manolas che di Mario Rui, ovviamente questa la dovremo rivedere. Leggi il commento di Waynes, non lo so dove sta. Waynes, riscrivimelo. Waynes, sto tornando indietro. Sul gol si è perso la marcatura, Meret giustamente si aspetta che un difensore normodotato, vabbè amico mio, va bene, però tu ti devi pure aspettare che lo conosci bene, che magari qualcuno si perde la marcatura, e se la palla è nella tua zona, grida e prenditela. Io non me la sento di giustificare Meret, perché ce ne ha fatte vedere tante volte in cui restiamo sempre col dubbio. Se uno resta sempre col dubbio che Meret poteva fare qualcosa in più e non grida e non si impone sui difensori, il dubbio ti rimane. Il dubbio purtroppo ti rimane. Il mio cuore è polacco e blu e rimarrà così. Bellissimo, troppo bello. Non hai un tiro forte alla Careca. Non è vero, amico mio. Oggi per esempio il tiro non è andato così, ma altri tiri ha sfondato la porta. Non è vero. Ovviamente non paragonare a Careca, perché Careca tira la bomba. Osimhen è la corsa che è il suo punto di forza. Però non possiamo dire che non abbia un gran tiro. Lorenzo molto più accentrato e vicino alla porta, esattamente, ci rendiamo conto, non abbiamo panchina, lo stiamo dicendo. Meret è bravo ma non dà fiducia, ma uno coi bianconeri non è buono, 1-1 coi bianconeri non è buono. Fabian si è visto 1-1 coi bianconeri. Dici tu battuto coi bianconeri, 1-1 non è male. Fabian si è visto, sì, non brilla, ma sta cercando la posizione, ragazzi, perché questa è la prima uscita di Fabian con questo nuovo schema tattico. Allora sul gol non si è parlato, non lo sappiamo.
Mi piace molto la posizione delle due mezze ali, li trovo bene atleticamente, adoro il pressing che stiamo facendo, bello aggressivo, bisogna lavorarci molto, con le più forti rischiamo, ma... E poi continua, classiche partite non riusciamo a risolvere con le squadrette che si chiudono, occhio alla prima di campionato, dobbiamo stare molto attenti, quindi come sempre fanno annunci e poi non mantengono. De Laurentiis resta un bugiardo, fammi capire che cosa, se ti riferisci allo streaming, amico mio, io l'ho spiegata bene, ho fatto un video anche per spiegarla perché avevo letto molti commenti al riguardo. L'esclusiva, il Napoli ha venduto l'esclusiva a Canale 8 solo per la Campania. Queste sono le cose. Ho chiesto proprio alla fonte, ho chiesto a Canale 8, voi sapete chi segue questo canale che c'è un rapporto personale con Canale 8, andiamo lì spesso ad essere ospiti. Il problema è quello, è che costa già tanto avere l'esclusiva solo per la Campania, l'esclusiva anche per lo streaming sarebbe venuta a $1 milione e quindi non va bene. Si risente troppo delle preparazioni, sicuramente è un tema. Povero Meret che è bullizzato perché non ha difensori. Non può, certo che non può marcare 4 attaccanti. Caro Valerio, il mio Napoli di oggi purtroppo sembra una buona provinciale, vero? Calma, devo invitare alla calma, non possiamo essere troppo contenti quando vinciamo 3-0 col Bayern e non possiamo essere troppo depressi se stiamo 1-1 con l'Ascoli. Io vi dico come la penso, per me stiamo giocando molto meglio adesso che come abbiamo giocato con il Wisla Cracovia, dove alla fine l'abbiamo presa per i capelli con il Wisla Cracovia e qui invece almeno siamo padroni del campo, ci siamo presi un paio di rischi, ma insomma poca roba. Le voci sul PSG che cerca per la 100ª volta KK ora sono reali? Sai nulla al riguardo? Amico mio, le ho sentite come le hai sentite tu? Mi restano dei dubbi sulle voci al riguardo perché sono veramente infiniti il budget del Paris Saint-Germain, cioè ti pigli Ramos, ti pigli Hakimi, ti pigli Donnarumma, va bene Ramos e Donnarumma a zero, però stai pagando gli ingaggi, ti pigli Hakimi 70 milioni, ti pigli Messi che comunque a zero, ma a zero ok, 35 più le varie commissioni, il papà, il nonno, lo zio sicuramente, le commissioni in Francia no, attenzione, quello dovranno trovare un altro modo, ma comunque è una squadra che già sta oltre il possibile, pure Koulibaly, tutto può essere, forza Lobotka. Merito bisogna dare fiducia, Meret bisogna dare fiducia, deve solo imporsi sui difensori. Ogni volta che so con la tua diretta si impalla il PC dopo qualche minuto, non dare la colpa a me amico mio, perché evidentemente il tuo PC non regge il contenuto, i potenti mezzi, perché il resto dei 411 non hanno questo problema. Grazie per l'informazione, naturalmente. Sì, no, figurati amico mio, figurati, cerco di dare più informazioni possibili. Perché arrivano sempre là e non segnano? Qualcuno mi dia una spiegazione. Gianluigi, perché le squadre si chiudono e si mettono, molto spesso rinunciano a giocare, si mettono a schermo ed è difficile superare la selva di gambe. Secondo me Lobotka quest'anno si prende il posto da titolare, al momento non c'è dubbio. Ciao Valerio, speriamo che me la cavo. ADL, spero di liberarmi, ma uno sceicco bianco, hai ragione, uno sceicco, quello che servirebbe. Quanto siamo che sono arrivato adesso? Andrea, leggilo qua sotto perché scorre il risultato. Andrea Falcò, ma Torre Falanga, stai riuscendo a guardarla? Ti ho messaggiato, amico mio. Sì, ma perché su YouTube c'è un pazzo. Non me lo far dire perché non lo posso dire. Siamo pronti a ripartire? Mo ti mando un messaggio, ti rispondo Tore subito. Nel frattempo si riparte. Devo far partire il timer a 30 secondi. Palla a Mario Rui che torna da Manolas, che serve no, non serve Di Lorenzo, cincischia. Ora palla Koulibaly,
20 secondi, manca 13 secondi. Mario Rui torna da Lobotka, il passaggio all'indietro per Koulibaly e siamo pronti a far ripartire il timer che è ripartito e ci siamo. L'Ascoli recupera la palla. E recupera la palla ora il Napoli, ancora Zielinski di prima per Insigne che cerca di servire Osimhen, ha un po' di spazio davanti a sé, rientra sul destro, ritorna da Insigne che trova un primo dribbling ma viene fermato e poi c'è il fallo di Mario Rui in pressing alto. Questo è un leitmotiv, La partita è ricominciata e voi non avete messo i like, non avete... Sasino, benvenuto Sasino, benvenuto sul canale, bravo, ma io secondo me, dato che c'è questo calcio di punizione per l'Ascoli, l'Ascoli prende l'arbitro, io vi devo perché alcuni di voi siete quelli là ovviamente della prima ora e mi conoscete bene, ma alcuni di voi non mi conoscono, non sanno chi sono e cosa faccio e secondo me c'è un altro inviato che dovete ascoltare. Saverio, dai! Ehi, ma non ho mica paura, ma che vuoi? Ho bisogno di te, devi intrattenere gli ospiti. Ho capito. Sì. Perché devi andare, devi da fare. Sono cose che... qualche cosa da fare impellente. Lo e sa. mandi il filmato, ma è meschino, sono quei mezzucci meschini. Ma nessun mezzuccio, sono sì, è chiaro, sto facendo le cose che tu non fai. Bravo. E che tu non fai i video tu. Fai i video, fa l'influencer. Ma per carità. Fa l'influencer. Come sta andando il Napoli? Fatemi sapere. Insomma. Perché io non sono tifoso, voi lo sapete, non mi interessa niente. È tutta una pastetta. Tutte cose disoneste organizzate a tavolino, ma perché voi veramente credete che Napoli non si parla di Napoli-Verona, siete degli illusi? Come sta andando? Può essere che quest'anno va meglio, ma non perché non per altro, ma semplicemente perché hanno deciso che deve andare meglio. La questione non è se mo rompo tutto veramente. La questione è semplice. Tutti interesse assolutamente sta andando bene la partita, quello che è l'importante è che voi vi divertiate, divertitevi questi giocatori, il tiragiro, l'ha fatto il tiragiro ma rimane Insigne, no? Questa è una domanda che invece mi interessa perché molti dicono no, ma quando mai quello se ne va, se le offerte, molti dicono ma gli suo figlio. Mi dovete dire voi nei commenti, state lasciando il like per i servizi? Il like per i servizi pure si deve lasciare. Coltello, fratello significa coltello. Scrivete nei commenti da quale commedia è preso, no? Fratello coltello, ma con un fratello come te sei un Caino. A proposito di Caino, ma Caio, Tizio, ho tutti interessi, si è rotto. Vabbè, hai finito di fare le tue cose, puoi riprendere perché io tengo il da fare, tengo il che fare. Ciao, vai. C'è stato un tiro di Osimhen nel frattempo, avete salutato, lasciate il like per Saverio Solido. Nel frattempo Osimhen si era liberato al tiro, ma il tiro non ha inquadrato la porta, l'ha recuperata ora Insigne, attenzione, serve Lobotka quasi in zona tiro ma viene chiuso da due giocatori, ancora il Napoli che cerca spazio per affondare i suoi attacchi, ora è Fabian Ruiz che trova Insigne, si chiude bene ma Insigne trova un filtrante, buona la diagonale del terzino su Di Lorenzo, ora recupera il pallone per un attimo Politano che subisce fallo e insomma TVB all'Ascoli che sta facendo la sua partita. Niente di che ragazzi, niente di che. Zielinski
Io bevo nel frattempo, voi lasciate i like, non fatemi vedere la cosa così la chat. Se qualcuno entra, amici bellini, voi che siete i bellini della prima ora, voi potrete aiutarmi. Qualcuno che entra nuovo ma dice ma non la fa vedere la partita, voi spiegategli in chat qual è la situazione, che io sono Valerio Fluido, che faccio la telecronaca, che non ho i diritti, che posso farvela vedere così, che però vi do delle cose tattiche, delle cose che magari in televisione non sentite, delle cose, perché se ancora si parla del 4-2-3-1 si dicono cose sbagliate, quindi questo voi dovete spiegare. Invitate loro a iscriversi al canale, perché abbiamo l'obiettivo 10.000. Abbiamo l'obiettivo 10.000 e bravo Bobotta a fare un altro fallo tattico, ma l'Ascoli ci riprova. Ora vediamo Manolas in zona Koulibaly che spinge le mani sulla schiena, hai preso la palla ma le mani le devi allargare, e che cacchio, Manolas, dai, rivediamo, le mani sulla schiena, le mani addosso, non si può fare, ma è scuola calcio, Costas, è scuola calcio, le mani sulla schiena, è fallo, allarga. Poi con i calci cerchi di prendere il pallone, ma allarga. Se metti le mani sulla schiena è fallo. E che diamine. Ancora questo schema, interviene Osimhen di testa a liberare l'area e la palla ritorna al portiere dell'Ascoli. Quando siamo al timer che vedete qua, non c'è bisogno di dirvelo. Meret. Serve Manolas che lascia il pallone a Koulibaly. Avanza il numero 26, serve Mario Rui, alza la testa Mario Rui, cerca un movimento, lo fa Zielinski, lo trova Mario Rui con un buon passaggio. Zielinski ora si ferma, benvenuto Bruno Barchetta, il pallone poi viene dato al centro, ma c'è un fallo. Ancora inquadrato Mario Rui. Vediamo Zielinski, il suo controllo, un gioco di gambe, il passaggio al centro e il velo di Mario Rui che viene toccato. Calcio di punizione per il Napoli, sulla palla Insigne e Mario Rui. Vediamo chi sarà a battere questo calcio di punizione verso l'area. Insigne a rientrare, Mario Rui ad uscire. Zona Insigne, non per tirare in porta ma per un assist. Vediamo Manolas largo che prova a tagliare tutto, attenzione, interviene il portiere, palla per Zielinski, si coordina e serve, invece di tirare serve Osimhen con un controcross che va al colpo di testa che non trova la porta, o cercano molto i compagni. Qui Zielinski avrebbe potuto anche provare il tiro, ma ha preferito servire Osimhen. Fallo laterale per il Napoli, Politano per Lobotka che gira la palla a Koulibaly. Ora è Mario Rui, ancora Lobotka si fa vedere al centro, resta molto avanzato Fabian. Zielinski ora serve Politano che trova Di Lorenzo, punta l'avversario, lo supera per un attimo ma gli strappa via il pallone. Il terzino dell'Ascoli che ora rilancia lungo, il colpo di testa di Manolas ad anticipare tutti, quindi marcatura molto alta. Il Napoli cerca di rimanere corto e alto quando perde palla per il recupero immediato. Ancora un fallo di Manolas che se la prende con l'arbitro, stavolta aveva allargato le braccia, bisogna dirlo, ma troppo irruento nella spinta, e si ripartirà con un calcio di punizione per l'Ascoli. Ma giù è una partita vera, una partita importante, è un test importante che ci fa capire. Questi sono quasi tutti titolari, perché se qualcuno con il Wisla Cracovia mi è venuto a dire però dai, ci sta Maciac, pochi titolari, qui siamo quasi tutti al completo,
Manca Demme ovviamente perché è infortunato, manca Lozano che è infortunato e manca Mertens. Ma bene o male, questi sono i giocatori su cui il Napoli sta puntando. Manca Coulon, ovviamente. Questi sono i giocatori sui quali il Napoli sta puntando per ritornare in Champions League. Quindi noi guardiamo bene alle avversarie, perché tu devi considerare sempre gli avversari, non vai in Champions League perché sei forte e basta, le avversarie possono essere più forti eccetera eccetera. Noi ci dobbiamo chiedere: basta questa squadra per fare un buon campionato di Serie A, per arrivare tra le prime 4 e essere competitivi anche in Europa? Io credo che serva qualcosa in più, sempre tutto considerato che stiamo ancora ad agosto, che siamo in fase di preparazione, quindi non c'è brillantezza, non ci possiamo aspettare brillantezza, ma che l'Ascoli faccia una partita corta, la partita della vita, o che comunque si impegnino al 200% è normale, come si impegnerà il Venezia, come si impegnerà il Genoa, come si impegnerà il Verona e come tutte le squadre che affrontano il Napoli, che si vogliono togliere lo sfizio di toglierci punti importanti. Avanza Mario Rui, lascia ad Insigne, pallone di ritorno per Mario Rui, fallo. Stavolta la catena di sinistra ha funzionato molto bene, uno scambio pulito, fluido, se mi è consentito dirlo, e ci sarà un nuovo calcio di punizione per il Napoli. Mario Rui sta subendo parecchi falli, non sta... leggo un po' la chat di là, mamma mia. I soliti bambini. Pagliacci, avevate paura, uno con l'Ascoli, pagliacci. Poi ricordo anche nell'altra partita che era 5-0, il pronostico era 5-0 per il Bayern. Insigne, parte il calcio di punizione, inquadra la porta ma il tiro è centrale, facile parata del portiere in giallo. E si riparte con questo scambio tra i difensori. Vediamo il lancio del terzino, cerca l'anticipo Lobotka, è bravo ora Zielinski a cercare di prima intenzione Osimhen, non ci arriva per un attimo. Ora il passaggio, ancora un buon colpo di tacco, esce bene l'Ascoli ed è costretto ad un altro fallo Lobotka. E credetemi quando vi dico che questo è il punto chiave di tutta la stagione. Ancora un fallo di Lobotka in campionato, non te lo potevi permettere perché saresti stato ammonito già nel primo tempo. Questo fallo rischiavi poi di essere espulso, perché ricordiamoci che è un amichevole, ricordiamoci che l'arbitro ci favorirà perché siamo tra virgolette in casa, perché così funziona nel calcio d'estate. Poi squadra grande contro squadra piccola ancora di più. Occhio di riguardo per i falli che sta facendo Lobotka. I falli che farà Lobotka in campionato non ce li perdoneranno. Questo è il momento chiave, che poi domani ovviamente, per chi non lo sapesse, ci sarà l'approfondimento tattico con lavagnetta, con spiegazione dei movimenti. Attenzione a Zielinski sull'altezza della bandierina di sinistra e c'è fallo laterale. E vi ho detto, queste sono le problematiche su cui Spalletti dovrà lavorare, perché vogliamo rimanere molto alti ma rischiamo tantissimo. Lobotka ce la sta mettendo tutta, ragazzi, Io non biasimo Lobotka per questi falli, non può fare altrimenti. Se non ci arriva pulito nell'anticipo, poi l'anticipo non è che è il suo punto di forza. Attenzione Insigne, controlla bene questo pallone, si ferma, cerca lo spazio per un dribbling, trova Mario Rui, il cross viene ribattuto di testa, anticipato Osimhen. Dopo un inizio forte sulla catena di destra, il Napoli si è trasferito a tutti gli effetti su quella di sinistra. Abbiamo visto molto meno Politano e Di Lorenzo, che ora è costretto al fallo, e molto di più Insigne e Mario Rui su quella fascia, perché Insigne catalizza il gioco.
come al solito, se uno alza la testa trova Insigne che si è liberato per ricevere il pallone, trova Insigne che sa, come si dice, addomesticare palloni anche non precisissimi. Insigne, questo è il suo vero punto di forza: pulire palloni sporchi e inventare in quella zona di campo, e quindi il Napoli sta attaccando molto molto di più. Quello è il nostro lato forte. Attenzione, cominciano dei cambi al 60° e 40 secondi, vedete un'ora, ma 60° ovviamente. Vediamo scaldarsi Elmas e Rachmani, quindi due altri potenziali co-titolari, chiamiamoli così. Fallo su Politano, vediamo chi entrerà. Io posso ipotizzare anche Malqui ovviamente. Posso ipotizzare, vediamo che lo ipotizzo a fare, adesso lo vediamo, però un Fabian a centrocampo, perché lì voglio capire Elmas al posto di chi lo proviamo. Quindi esce Di Lorenzo, esce Manolas, e non ho capito proprio quello più importante, che dovrebbe essere Fabian. Rivediamo, lo capiremo. Me lo state scrivendo voi nei commenti, già lo so, ma io non posso leggere i vostri commenti perché qualcuno spoilerà. Malqui per Rachmani, per Koulibaly, Zielinski è in campo, quindi sicuramente Elmas è entrato al posto di Fabian, l'abbiamo indovinata. Lobotka, cambio di campo a trovare Politano che viene anticipato. Ora Lobotka ed Elmas sono vicini, Elmas gioca in zona Fabian, è chiaro, è chiarissimo il 4-3-3. Ancora Elmas che ora tocca il suo primo pallone, libera bene Koulibaly, in avanti verso Mario Rui, il passaggio ancora verso Elmas che si è abbassato, vedete, ad aiutare Lobotka nella prima costruzione, cosa che deve fare anche Fabian. Ancora Mario Rui di esterno a cercare e a trovare Insigne, buono lo spunto, parte Insigne, rientra sul destro, il passaggio per Elmas che fa un gol straordinario. Bellissimo, bellissima azione corale, bellissimo il passaggio di Mario Rui, il controllo di Insigne, l'intuizione per Elmas che guardate che ha tagliato tutto il campo per trovarsi in quella zona. Comunque sul primo palo, guardate come sta lì, riempie l'aria e poi detta il passaggio ad Insigne, entra quasi nell'area piccola e scavalca il portiere di sinistro. Bravo Elmas. Ora io già lo so che cosa state scrivendo. Vendiamoci Fabian, lo so, ma non posso darvi torto, perché ho fatto il video su Fabian, ho visto che Fabian non è in condizione di essere decisivo al momento. Lo so, avete ragione, non posso darvi torto. Vogliamo distruggere Fabian? Io direi, andiamoci piano, magari con gli insulti pubblici, perché poi lo sapete che il ragazzo è sensibile, sta su Instagram 24 ore su 24. Andiamoci piano, convinciamo magari il Barcellona che con i soldi che ha risparmiato su Messi magari può prendere il centrocampista del futuro. Anzi, scriviamo su tutti i social che Fabian è fortissimo e che speriamo di non perderlo. Convinciamo il Barcellona a comprarci Fabian e con i soldi di Fabian compriamo due centrocampisti qualsiasi e un terzino. Questa è l'idea, perché volendo rinunciare a uno, io rinuncerei a Fabian in questo momento. Poi ripeto, entrerà in condizione e sarà l'uomo partita di tutta la stagione del Napoli. Ma Elmas recupera palla a centrocampo e ci mette l'anima, ci sta mettendo l'anima. Zielinski torna su Rachmani, scambi veloci e di prima, Rachmani, Lobotka, Rachmani, Koulibaly, ancora Lobotka, si chiudono i triangoli, ora è Malqui che torna indietro, attenzione a Virgilio Bandiera. Gol e il Napoli è di nuovo da esattamente, ma perché io li conosco le mascherine, amico mio, grazie sempre per il tuo supporto. È così, non c'è niente da fare, noi siamo volubili, siamo labili, siamo volabili. È così,
l'entusiasmo appena succede un fatto e la depressione se quel fatto non succede. Siamo così, il tifoso del Napoli è così, un po' tutti i tifosi sono così, forse noi più degli altri. Lobotka di prima per Zielinski, di prima per Elmas, che di seconda serve Malqui, che di prima serve Politano, che di terza, quarta, la toc di quinta ritorna indietro da Koulibaly, non c'era più spazio e ricominciamo dal lato forte con Mario Rui che trova un passaggio interessante per Zielinski che non ci arriva, anticipato dal portiere. È un buon Napoli tutto sommato, come vi stavo ripetendo, molto meglio rispetto al Wisla Cracovia. Elmas recupera ancora un buon pallone, scambio con Lobotka, pallone per Osimhen, Insigne è costretto a girarsi, riesce a trovare Mario Rui, ancora l'aiuto di Osimhen, ma si libera del pallone L'Ascoli. Ora vedi il pressing alto di Rrahmani con le mani sulla schiena, sempre a farfallo. Perché? No, a farfalle, a farfallo. Perché secondo me questa è una mia intuizione, cercheremo di approfondirla anche domani nell'approfondimento tattico. Questa è una cosa che Spalletti starà dicendo: fate fallo, non abbiate paura di fare fallo. Nel frattempo Politano ha cercato di accelerare i tempi di questa rimessa laterale, ma c'era un altro pallone in campo. Fare fallo sarà importante per non subire contropiedi letali. Questo è il leitmotiv di tutto il 2021-2022, ragazzi miei. Insigne scambia con Zielinski, cerca il passaggio in profondità, ma viene fermato Insigne e ora è Lobotka che recupera bene. Vedi? No, è questo. Abbiamo capito tutto. Lobotka ancora in possesso di palla, cerca e trova Koulibaly. Il passaggio di Koulibaly sulla sua zona per Mario Rui che scambia con Zielinski, ancora Lobotka, un po' di spazio davanti a sé, lo sfrutta per trovare con un lancio preciso Malqui che avanza, ha davanti a sé Politano che con il suo movimento ne fa fuori due, palla per Politano, il cross col destro, cerca il colpo di testa Osimhen, recupera palla alta Elmas per Rrahmani. Bene, vedi, questo sviluppo mi piace. Bene Lobotka a girare veloce, bene la discesa di Malqui. Ora c'è questo lancio ancora per Politano che ferma il pallone, punta il suo avversario, entra in area Politano, rientra sul destro, ancora il cross di destro Osimhen, il controllo un po' difettoso ma la palla era già uscita. Molto bene Politano quando va fino in fondo, sul fondo, e cerca il cross col destro, perché diventi imprevedibile. Non finirò mai di dirlo, non finirò mai di ripeterlo. Ragazzi, però dovete lasciare i like. Come ve la chiarisce? Nel frattempo entrano Gaetano e Machak. Gaetano al posto di Zielinski e Machak al posto di Insigne. Esce il capitano. Il 5 con Spalletti che gli dà il 5 e anche una pacca sul culetto, a sottolineare la buona prestazione del capitano, senza dubbio, tutta la panchina che applaude. Mi dà l'impressione che ce lo coccoleremo molto, ci sarà molto, hai capito, molto tentativo di coccole, che non arrivando coccole dalla società, ci sarà una coccola generale nello spogliatoio. Spalletti avrà parole molto, molto dolci per Insigne e chiunque altro, perché questo è il momento delle coccole, ragazzi. Per tutto l'anno non si farà altro che parlare del contratto e sarà una condizione leggermente... e qua c'è il cooling break, ma dobbiamo fermare con il cooling break? No, il cronometro scorre perché non è il tempo effettivo, e allora se scorre va bene così.
Allora, che cosa succede nel frattempo? Nel cooling break io posso leggere anche un commento, per esempio. Like messo, bravissimo. Avevo detto sì perché... Polli, mi sono fermato in tempo. Mucciaccia, attenzione a Mucciaccia. Sì, si può dire Virgilio senza dubbio. Vogliamo il gol di Osimhen, Angelo, lo vogliono tutti, sorrisi da parte di Insigne in panchina, le coccole, nel frattempo si perde tutto, c'è un cambio di streaming. Insigne a me, mo ci avremo un film, come fa? Ci avremo un film, possiamo vedere un film. Uè, non ci far spaventare. Insegnami proprio un altro giocatore dopo l'Europeo, non più da Napoli. Non so se mi sono spiegato bene. Ti sei spiegato bene, secondo me. Ho aggiornato il risultato? Mi pare di sì, amico mio. Mi pare di sì. Allora, Mario Cutolo amico, YouTube, non c'è altra soluzione. Qualche pazzo che in questo momento sta scorrendo i film di fantascienza e ci sta facendo mettere paura che la partita finisce qui. Però mi fa ridere perché questo pazzo che sta rischiando di farsi chiudere il canale, io ovviamente non lo posso mai fare. Ricomincia la partita. Nel frattempo, nella chat di questo qua ci stanno dei commenti esilaranti. Figlia bucchio. Una roba preziosissima, veramente straordinario. Sono le cose più belle. Polli, 400 like, che vergogna, stacco tutto. 400 like, che vergogna. Vuol dire proprio che era pieno di occasionali. Proprio gli occasionali del nemmeno gli urcatori, proprio gli occasionali che sono passati perché volevano vedere la partita, sono rimasti a partita, nemmeno un like, ma che vergogna, che brutta gente. Sono passati, cioè siamo 424 adesso, aggiungici quella cinquantina di like preventivi che sono arrivati prima della live, è una vergogna proprio, non faccio più la telecronaca, assolutamente, vi faccio vedere, ecco. È una vergogna le situazioni nello spogliatoio, perché poi lasciamo perdere, recupera palla Politano, Lobotka, Koulibaly. Quando siamo al 28esimo e 47 secondi, quindi qualcosa è cambiato nel timer delle cose, ma insomma quello che mi fa il ragazzo si è divertito, adesso è passato su un altro stream, ma l'importante è vederla, non ha importanza, saremo sempre grateful e thankful. Pallone ora per Malqui che serve il buon dribbling tentato e riuscito anche da Rachmani, che prende fallo. E ora è ancora Koulibaly in possesso di palla e si avanza. Ora è zona Maciac con Gaetano davanti a lui. Maciac serve Mario Rui, accenna al cross ma si ferma, torna da Maciac, scambio con Gaetano, si ritorna da Koulibaly, si deve cambiare fascia, quella fascia è un po' intasata, il pallone ritorna però da Mario Rui che si ferma e torna indietro come al solito da Gaetano. Ancora Mario Rui che torna da Koulibaly, bisogna cambiare fascia, vi dico. Ecco che la palla viene ora in possesso del tiro da parte di, credo, Gaetano. Sì, inquadrato Gaetano che aveva ricevuto in zona Insigne un movimento senza palla, il tiro forte che finisce alto sopra la traversa. Buon tentativo da parte di Gaetano, senza dubbio. E ora probabilmente siamo... dov'è il banner? Mi sono dimenticato di mettere il banner, l'ho aggiornato, ma ecco cosa diceva Salvatore Falanga, che lo avevo aggiornato ma non l'avevo fatto ricomparire. Vabbè.
Elmas per mamma mia, un fallaccio, ancora pallone per Elmas, fallaccio su Politano, si riparte ancora da Mario Rui sulla sinistra che lascia Mashash, pallone per Elmas, la tocca bene per Gaetano, lo scambio con Osimhen, continua la sua corsa Gaetano, fa buona guardia il portiere dell'Ascoli. Ecco, per esempio in questo momento io farei uscire anche Osimhen, comincerei a far riposare un po' dei giocatori, Mario Rui farei uscire, ma Mario Rui puoi fare entrare Zanoli a sinistra, non hai un'altra soluzione. In attacco, se vuoi togliere un asse infortunato, Petagna è infortunato, chi puoi mettere solamente D'Agostino e quindi pescare tra i giovanissimi, perché non hai altri giocatori a disposizione, non hai Petagna, non hai Mertens, non hai Lozano per far rifiatare Politano, non hai un ass, non c'è nessuno più. Osimhen cerca di strappare il pallone all'ultimo difensore, non ci riesce. Partita non straordinaria da parte di Osimhen, non tanto servito, chiuso nella morsa di tanti difensori. Ora c'è un recupero quasi di palla da parte di Gaetano che sta giocando nella zona di Zielinski come mezzala sinistra, buona diagonale di Malqui che però dopo un ottimo primo intervento perde il pallone, lo recupera per fortuna Mario Rui. Ora è Mashash che si sta muovendo bene, no, era ancora Gaetano che ora si propone in avanti, il numero 70 del Napoli, che chissà se anche lui avrà delle offerte. Si sentiva parlare di una conferma per Palmiero, potrebbe essere una conferma per Gaetano se non ci saranno offerte per il Napoli e quindi non ci sarà mercato in entrata. Si dovrà fare, ragazzi, di necessità virtù e si dovrà continuare con questi ragazzi. Non c'è dubbio. 25, 23, Spalletti ha detto 20 giocatori più 3 portieri, secondo me ne serve anche qualcuno in più, 21, 22. Classica rovesciata di Koulibaly, ma stavolta non va a buon fine e supera l'avversario, supera Koulibaly che tenta poi il cross, sarà calcio d'angolo. Koulibaly non è infallibile, anche lui spesso viene superato dall'avversario. Si dirà, perché è chiaro che si dirà, è distratto dalle voci del Paris Saint-Germain. In realtà queste cose, queste amnesie, cioè che poi non sono nemmeno amnesie, sono giocate normali che capitano a tutti, ce le ha fatte vedere con o senza offerte. Quindi Koulibaly, miglior difensore al mondo, attenzione Mario Rui che entra in scivolata come un pazzo, ora è Elmas a completare il disimpegno. Osimhen lotta e ha fatto la magia, viene quasi buttato a terra ma resiste, è riuscito con basta, l'hanno riempito di calci. Osimhen dopo una partita difficile, come ho detto, è riuscito a controllare su questo lancio di Elmas questo pallone con il suo classico, che sta diventando un classico, lo stop di petto tutto incurvato così che riesce a controllare, si porta il pallone in avanti, lo prendono a calci, resiste ai primi calci, va in avanti, riesce a far esplodere la sua velocità e poi lo fermano con un ulteriore calcio verso il limite dell'area. Questi sono gli strappi. Osimhen adesso si spiega con i difensori dell'Ascoli. Zona interessante per Politano, ma vedo Mario Rui convinto. Potrebbe provare il tiro Mario Rui, Politano è sulla sua sinistra, ma Politano ovviamente col sinistro dovrebbe essere in tutt'altra zona, potrebbe bloccargliela, ma Mario Rui prova il cross che però è basso e il Napoli riparte da questo tiro rimpallato e c'è fuori gioco probabilmente di Elmas. E quindi ragazzi, Osimhen questo è, sta lì pronto, gli riesce uno scatto, se li fuma tutti e costringe l'avversario al fallo. E vediamo anche Zanoli al 35esimo
al 35esimo, che 40 secondi in realtà, quindi il nostro timer leggermente in ritardo, si appresta ad entrare Zanoli, immagino per Mario Rui. Vedremo. Spalletti ha provato Zanoli a sinistra anche negli allenamenti, nelle partitine. Ovviamente sappiamo che il giocatore è tutto destro, ma nei momenti di difficoltà il Napoli starà probabilmente pensando, e di questo ve ne do la certezza, il Napoli sta pensando eventualmente di conservare Zanoli e di rimanere con Ghulam, Mario Rui, Di Lorenzo, Malqui e Zanoli, per fare in modo che nel momento in cui non abbiamo ancora Ghulam, si parte con Mario Rui titolare. Nel momento di un raffreddore di Mario Rui, di un'ammonizione, di una diffida, si può spostare Di Lorenzo a sinistra. Se si sposta Di Lorenzo a sinistra c'è Malqui che sarà terzino destro titolare, e a quel punto puoi pensare di avere Zanoli come sostituto di Malqui. In questo momento esce Mario Rui per Zanoli, e la profezia che vi sto dicendo è quella che si avvererà se il Napoli non riuscirà a completare l'acquisto di questo terzino sinistro. Si parla di questo Estufandian, non riesco ancora a pronunciarlo bene, il cross, il calcio d'angolo per l'Ascoli, libera tutto Elmas, e ora è Politano che la mette a terra e cerca di servire Osimhen, che si dispera. Viene anticipato anche Gaetano, riparte l'Ascoli, ancora Lobotka a fare da schermo e a fare ancora un fallo tattico. Voglio vedere bene come si chiama quel terzino, perché sbaglio sempre. È Stupignan, ma già ricordate, è Stupignan, questa nuova voce di mercato che è uscita per il Napoli, il terzino sinistro del Villarreal, non il terzino titolare della finale di Europa League, per intenderci. È Stupignan, è la nuova voce di mercato. Esce il numero 10 dell'Ascoli, buona partita, che ne so, non lo so, ha fatto una buona partita perché io guardo solo i miei, ma attenzione, Malqui se lo beve il numero 3, pericolo. Il terzino dell'Ascoli si stava per bere Malqui, ma Malqui non ha mollato, è riuscito poi a metterci una pezza, non ha boccato all'ultima finta, quindi bene. Però attenzione, un po' di pericolo, e sarà un altro calcio d'angolo per l'Ascoli. Ancora libera Malquit, e c'è il completamento del disimpegno da parte di Osimhen, che ne supera un paio, parte in velocità, si allarga sulla destra, cerca di servire Maciac, lo fa. Maciac si ferma col pallone, cerca ancora Osimhen che controlla e viene poi toccato, la palla torna a Maciac che sbaglia il passaggio per Elmas, occasione che andava sfruttata meglio da parte del Napoli. C'è stata un po' di acerbità, come si suol dire, un po' un contropiede un po' acerbo tra Osimhen, Maciaccio, Osimhen, insomma, non si sono proprio capiti benissimo. Attenzione ancora a questo passaggio in profondità che finisce sul fondo. Meret riparte con un passaggio breve verso Zanoli, e voi ancora non lasciate like. Va bene. Malqui, Rachmani, ancora Malqui che trova Lobotka al centro, si chiude il triangolo con Rachmani, gioca di prima il Napoli. Koulibaly, Lobotka, Rachmani che ora trova Zanoli, vediamo come si districa Zanoli sulla sinistra, ovviamente tende ad accentrarsi e quindi giocare sul suo piede preferito. Ancora Zanoli che trova sulla sua verticale Maciac, Zanoli, e ora cambia tutto, ma il pallone viene intercettato e si ripartirà con questo fallo laterale
ancora dalla parte del numero 18, ventenne terzino del Napoli. Futuro assicurato per il ragazzo, non si sa dove, non si sa quando. Io ci vedo una buona fisicità, un discreto palleggio. Ovviamente puntarci come titolare è complicato, Di Lorenzo quella fascia non l'abbandonerà mai. Però il Napoli in una situazione di estrema emergenza potrebbe ritrovarsi il ragazzo nei 20 che rimarrà nei 22, nei 23 finali della lista finale per la Serie A. Quando siamo al 41esimo e 25 secondi in questo momento, partita che si avvia verso la fine, fase di stanca, credo che il caldo asfissiante sia finito, ma comunque c'è stanchezza indubbiamente. I nuovi entrati provano a dare linfa vitale a questa squadra, ma qui ora prova lo spunto, si porta il pallone in fallo laterale, brutta roba. Colpo di testa di Rachmani, è bravo Lobotka, è molto bravo Lobotka a seguire questo errore fondamentalmente di Rachmani. Col colpo di testa il pallone era rimasto lì, quasi nella disponibilità di un avversario. È stato bravo Lobotka, ragazzi, che si sta facendo un sedere così in tutte le zone del campo, perché in questo momento è fisso da solo. Gaetano ed Elmas non aiutano come Fabian nel primo tempo e Zielinski sono molto più avanzati, e Lobotka è spesso solingo lì ad aiutare i compagni della difesa. Si rischia molto. Bravo Elmas a recuperare palla, ancora Lobotka, ancora Koulibaly e Zanoli trova Maciac torna da Zanoli trova Lobotka al centro ed Elmas che stavolta gli si avvicina per l'impostazione. Ancora pallone per Malqui, resta più accentrato Politano, vediamo se ora riceve palla, lo fa. Politano scambia con Elmas, ancora Lobotka, ancora Elmas. Il Napoli sembra non voler affondare più di tanto, ora Politano cerca di puntare agli avversari, ma si torna nel palleggio dal macedone. Ancora Lobotka cerca un'idea, si torna comodamente da Rachmani, accenna un pressing ora l'Ascoli, vediamo se Rachmani in difficoltà riesce a liberarsi bene del pallone. Queste sono tutte prove importanti, perché lo sappiamo che Rachmani quando va pressato va in difficoltà, ce l'ha fatto vedere più volte. Il passaggio di Koulibaly non raggiunge Elmas, scappa all'indietro Malqui e il pallone colpisce la schiena di Rachmani, per fortuna, perché Malqui era in ritardo. E ora avanza il numero 7 del Napoli che serve Politano. Politano può puntare il proprio avversario, torna da Elmas, cerca un'idea il macedone, ancora per Politano, il pallone sfila e viene poi liberato. Ora è bravo Gaetano in intervento in scivolata a recuperare questo pallone, tutto regolare secondo l'arbitro. Ancora Elmas, Lobotka si rialza, il giocatore dell'Ascoli, e ora vediamo Maciac nella zona di Insigne tornare indietro, palleggio di quando la squadra non vuole più affondare, che non ce la fa più, diciamo. Attenzione, c'è adesso lo spunto, c'è Gaetano che prova il tiro ribattuto dal portiere, ora è Osimhen che recupera questo pallone. Malqui cerca lo spazio per il cross, ora Osimhen che entra in aria, se l'allunga, è impazzito Osimhen. Cioè, si è allungato il pallone una volta in più, è arrivato perché c'è stato un buonissimo passaggio di Zanoli per Gaetano che ha cercato il secondo palo, parata buona del portiere. Dopodiché su questo servizio per Osimhen se l'è allargato un attimo troppo, si è allungata un attimo troppo, e poi ha praticamente provato il tiro dalla linea di fondo, perché ha tirato fortino, non era un cross, quasi un tiro di frustrazione da parte di Osimhen. Io vi dico quello che intuisco, poi non lo so, potrei sbagliarmi.
potrei sbagliarmi. 45esimo in questo momento, in questo istante, vediamo se ci sarà del recupero dovuto alle tante sostituzioni e al gol. E vediamo ancora scambi di prima, il Napoli ora con Rachmani, ed è finita, finisce qui l'amichevole con il Napoli che porta a casa il 2-1, bello il gol di Elmas. Chiudiamo tutto per non andare in difficoltà di lag e andiamo a leggere i vostri commenti in attesa del nostro inviato da Castel di Sangro, Angelo Pierantoni. Allora, Zanoli ha da rimanere e siamo d'accordo su questo. Rossana sono stanchi. Voi state parlando tra di voi. Non ci penso, amico, e beviamoci sopra. Io bevo fin troppo, lo sapete, per questo poi ogni tanto devo chiamare il mio Saverio solito. Fermiamo questo timer che non mi sembra il caso. $450, grazie Polly. Io continuo a pensare che sia una vergogna, mi sono abituato troppo bene, però evidentemente per quei numeri dobbiamo aspettare l'inizio del campionato. Molti sono in vacanza, molti stanno ancora pensando a Napoli-Verona e pensano che non devono lasciare il like a me perché Napoli-Verona. Allora, Osimhen, limiti tecnici da correggere ancora. Virgilio, su quest'ultimissima azione, insomma, se l'è allungata veramente troppo, insomma, vediamo un pochino, ma senza dubbio abbiamo il nostro inviato immediatamente professionale. Non so se mi sentite perché c'è un po' di... Sì, no, StreamYard è fatto bene. Che dici? Che ne pensi? Allora, sulle gambe sicuramente, bello il gol di Elmas. Sì, bella azione. E poi, vabbè, Osimhen è stato secondo me un po' frustrato. Sì, vabbè, non era la sua giornata, un po' pasticcione, servito male. Esatto. Un po' di palle sbagliate, ha fatto una giocata pazzesca su cui poi gli hanno fatto fallo, che mi pare che Spalletti sia arrabbiato, mi è sembrato di capire. Spalletti è andato a litigare con l'allenatore avversario. Ah, ok, sì, perché l'hanno riempito di calci, lui è riuscito con quel colpo di petto che sta diventando una sua caratteristica, è scappato, ha subito i primi calci, poi ne ha subiti altri finché non è caduto. Hanno giocato, sì. Sì, comunque è sempre impressionante atleticamente, poi con i piedi oggi cincischiato. È chiaro che quando le gambe sono pesanti il controllo diventa più difficile, i piedi non rispondono. Senza dubbio. Impressioni qua ci sono nella chat, sono molti entusiasti di Zanoli. Secondo me il ragazzo viene provato anche a sinistra, perché nell'eventualità sì, ci è piaciuto quel poco che abbiamo visto, personalità, tecnica, posizione. Ha giocato dall'altra parte, quindi lo sai, non ci piacciono i terzini dall'altra parte per tutte le cose che già abbiamo detto, posizione, piede invertito, linea che manca. Ma tu stesso sei finito spesso terzino sinistro, di cosa stai parlando? Nel mio intimo passato di bassa categoria, però sì, va in difficoltà il terzino là. Però sì, comunque promettente, certo è piccolino fisicamente, giovane, però mi è piaciuto, ha fatto quella giocata in verticale che ha mandato dentro Gaetano, esatto. Molto bella, è forte, un bel prospetto. Vediamo se Spalletti lo tiene, se lo mandano a giocare, forse è meglio mandarlo a giocare e prendere magari un terzino sinistro. Sarebbe l'ideale. Adesso si parla del Villarreal. Villarreal? È un terzino del Villarreal, il giocatore è Stupignan, una cosa del genere, che non... Insomma, impressioni e niente. Poi mi è piaciuto Gaetano. Guarda, sì, Gaetano è piaciuto, cattivo giocatore, ben messo in campo, posizionato bene. Elmas, quando lo metti in mezzala, fa vedere che forse è quello il suo ruolo, secondo me. Per il resto Marquit buona gamba, sto parlando di quelli che ho visto nella ripresa, perché il primo tempo insomma
e ho visto un po' macchinoso Masciascia, il famoso Masciascia, come si chiama. Quindi dobbiamo vedere un po' se in effetti poi lo tengono alla fine. Un po' macchinoso. Ci cacciano. Signori, ci accomodiamo, signori, accomodatevi, ma io ho gli inviati qua. Ma che cosa Vabbè, straordinaria. uscendo continuo a parlare. No, il secondo tempo forse è stato pure il più divertente. Si è visto qualche, diciamo, un po' più di cazzimma nella squadra. E ti ripeto, mi è piaciuto Gaetano. Mi ha colpito come approccio, come personalità. Ha fatto pure quella bella entrata cattivella alla fine, scivolata, sì, perché loro sì, hanno vero. picchiato. Loro Partita ogni tanto vera per picchiano. loro, insomma, decisamente. E niente, vabbè, sono test di precampionato con le gambe pesanti, tutte queste attenuanti, insomma, prendiamoci il buono, ovvero risultato, quando si vince è sempre buono, e vedere una pseudo squadra titolare. Esatto. Questo. Angelo, io ti ringrazio tantissimo per questo collegamento. Grazie a te, grazie a voi, a tutti gli amici bellini. Grazie, ti stanno facendo gli applausi, lo so, ti abbraccio. Troppo contento, c'è qualcuno che è troppo contento. Ringraziamo Angioletto che si era frizzato. Ah no, aspetta, che è qua? Si vede che succede? Che succede? No, vedo è finito. Vabbè, allora leggiamo i vostri commenti, ragazzi, prima di andare a chiudere. Salutano Angioletto. Che gol, ragazzi, dovete rivederlo al replay sicuramente. Diego, è stato un gol bellissimo quello. Tutta l'azione che ha portato al gol di Elmas è stato straordinario. Elmas ha avuto Oliver Killer, ma benvenuto ragazzi, potete iscrivervi anche adesso, figuriamoci. Zanoli alla Spinazzola. Mi va tenuto questo giovane, sono pronto ad assorbire gli insulti ad Osimhen che ha giocato bene. Fabian ha dietro uno forte, attenzione ai colpi di scena, rischia tanto, ma senza dubbio TD, in questo momento, io l'ho detto, molto dipenderà anche dallo stato di forma, perché è rientrato più tardi degli altri, va bene, però ovviamente dipende anche dalla fisicità. Insigne è entrato subito in forma, Insigne ha dimostrato di stare in forma, Di Lorenzo ha dimostrato bene o male di esserci, e Di Lorenzo ha più o meno la stessa fisicità di Fabian. Fabian deve ancora lavorare molto per essere pronto per il campionato. In questo momento, se dovessi scegliere io, Elmas titolare, senza dubbio, con Lobotka che si è fatto un cuore così per mantenere il centrocampo anche da solo in certe fasi. E ragazzi, questa è la squadra che ci possiamo aspettare contro il Venezia. Possiamo sperare in un recupero lampo di Lozano, di Mertens sicuramente no, ci vorrà più tempo. Non possiamo aspettare Demme, non possiamo aspettare, forse Petagna recupererà per la panchina, ma possiamo aspettarci questa formazione con Di Lorenzo, Manolas, perché Rachmani non è che sta dimostrando di essere in grande più forma di Manolas. Quindi Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, questa sarà la formazione difesa in titolare. Dubbio Elmas, Fabian in mediana, con Zielinski secondo me confermato per fare questo doppio ruolo, con Insigne, Osimhen e Politano. Non c'è dubbio, il Napoli è questo in questo momento e questo potrebbe rimanere. Meret nell'area piccola deve mangiarsi tutte le uscite, è grave, non esce mai. Assolutamente, questo è un tema importante. Non dimenticate di lasciare like, amici bellini, iscrivetevi al canale Caffè Napoli 1926 che siamo on the way to 10,000 amici bellinissimi, è una roba straordinaria, chi se l'aspettava. Omena allunga troppo la palla, ma è la sua tecnica. Gaetano quest'anno mi ispira, ma Lobotka e Fabiano lo stesso nutrizionista sono dimagriti. Fabiano non credo fosse in sovrappeso. Fabian ha fatto un lavoro di massa l'anno scorso, dove è cresciuto molto nella massa, magari adesso sta riaffinando perché ha dovuto mettere proprio massa muscolare e lo ha fatto. Fabio non è stato considerato nemmeno da Enrico, dovrebbe far riflettere sicuramente, anche se lì davanti aveva dei giocatori evidentemente più forti, quindi
E dopo il Verona pure l'Ascoli è più forte del Bayern di Monaco. Nella ripresa i tifosi dell'Ascoli per forza volevano pigliare la questione ed era anche quasi pieno. Sì, Selvaggina, anche lui dallo stadio, ci fa sapere di questa tensione, diciamo, evitabile. E insomma, gran talento Zanoli, sono d'accordo Luigi, sono d'accordo. Fabian è più grosso, è 1,90 m ed è più difficile. Di Lorenzo è molto più piccolo, non lo so, io credo che Di Lorenzo stiamo là, però molto più sa da muovere, perché comunque ti sei fatto le tue vacanze meritate, dovute, tutto a posto, manca un paio di settimane, dobbiamo muoverci ed entrare in forma. Mario Cutolo, come promesso $1 per ogni gol del Napoli quando vince, ma che cosa straordinaria. Mario, tu sei un pazzo, ti voglio un sacco di bene e a questo punto mi fa brutto dirlo, perché il Napoli deve vincere a prescindere, è un motivo in più per esultare gol del Napoli, questo si può dire, ma il Napoli deve vincere a prescindere. Grazie infinite Mario, grazie mille. Allora, abbiamo giocato molto bene, dice Mario, quindi per esaltare meglio Lobotka è meglio giocare con il 4-3, non che mi dispiaccia, anzi così trovi il miglior ruolo per Elmas e forse anche per Fabian, non dimentichiamo che anche Fabian si trova un po' più a suo agio, almeno credo a livello psicologico, lui preferisca avere la possibilità di stare un po' più avanti per andare anche al tiro, e questo sì, però vi ripeto, Lobotka a 2 o a 1 più o meno siamo là, farà sempre per sue caratteristiche questo gioco ad elastico, a venirsi a prendere il pallone. Ci sarà sempre questo triangolo. Di Lorenzo è 1,83, perfetto, quindi basso non è, voglio dire, 7 centimetri in più. 7 centimetri fanno tutta la differenza del mondo in alcuni casi. Per me positivi tutti tranne una tirata d'orecchie, Osimhen e Meret, e l'ennesima bocciatura per Mario Rui. Mario Rui secondo me sarà un tema che dividerà, perché secondo me ha fatto delle cose molto buone ed altre solite cose alla Mario Rui, quindi così. Chiariello dice che sacrificherebbe Mertens per tenere una. Tu cosa gli tireresti appresso? Antonio, lo sai, anche senza tirare niente appresso, non sono d'accordo con il buon Umberto. È una crociata che alcuni di loro stanno avendo contro Mertens da un anno a questa parte, anzi pure più di un anno, che stanno dicendo che il giocatore è finito, che il giocatore che è lui il capo della rivoluzione. È una crociata che non mi piace, che non mi appassiona. Mertens deve rimanere, Mertens è la nostra riserva di lusso in questo momento, Mertens è il top scorer del Napoli, Mertens ci ha fatto vedere cose incredibili e anche quest'anno, per quel poco che ha giocato, è stato spesso decisivo e straordinario, quindi ci andrei piano con le critiche a Mertens. Poi se comincia la stagione e vediamo che proprio non ce la fa, e allora per gennaio si può salutare. Che brutta partita, Ferdinando non è piaciuta, percentuale alta di possesso palla e contemporaneamente gioco verticale senza paura sarebbe l'ideale. Ciruzzoli rivoluzionari, Rossana, ma è vero, vabbè, state parlando tra di voi, pure giusto, questa è la cosa bella della community. Prossima amichevole, contro chi la giocheremo? Giuseppe, si diceva Perugia ma non è stata confermata, quindi non si sa ancora. Mobutu, non buttare niente, è peccato che Fabian venga ceduto al più presto possibile, altrimenti ci indusserà, ma stagione salverà. Zanoli ha fatto giocate più importanti di Mario Rui, nonostante non è terzino sinistro del ruolo, se ne deve andare. Guardate, anche a me piace molto Zanoli, anche a me piace molto Zanoli. Non ce la faccio a difendere Mario Rui troppo. 480, dai ragazzi, 20 like spiccioli, ce li avete, se no veramente me ne vado adesso. 20 like spiccioli per i miei amici mod, una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVP. Palco. Polli. Pablo Versati.
Pepe Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. X-Mod. È il suono dei fumetti. Bravo, bravo Nicola. Allora, amici belli, Enzo mi chiede, ci devi solo dire se Spalletti sta dando qualcosa di buono a sta squadra, perché lui non riuscirà a migliorarla. Se lui non riuscirà a migliorarla sarà come l'anno scorso. Esatto, Enzo, questa è la cosa. In questo momento noi stiamo vedendo l'unica differenza in queste partite è un pochino più di coraggio che Spalletti sta chiedendo nel recupero alto della palla. Questo sta chiedendo, oltre a vedere il 3, ma alla fine abbiamo visto il 4-3 sia con Gattuso, abbiamo visto il 4-2-3-1 con Gattuso, abbiamo visto tutti i moduli. Sta chiedendo un po' più di coraggio nel recupero alto della palla, cosa che, se io faccio appello alla mia memoria, è una cosa che noi abbiamo provato anche l'anno scorso, però non ci è andata benissimo. Ricordo, è inevitabile per me ricordare, non dimenticare, la partita col Verona di andata, dove tentiamo il recupero alto, scaliamo con tutte le marcature, Demme sbaglia il primo pressing, Di Lorenzo sbaglia un pressing, con 2 triangoli se ne vanno e ci fanno. Quindi ragazzi, questo recupero alto che sta chiedendo a Lobotka molto alto, le mezze ali che aiutano gli attaccanti, può andare bene se recuperi palla. Se non recuperi palla sei costretto a fallo. Se sei costretto a troppi falli prendi il cartellino, se prendi il cartellino non puoi continuare a fare fallo. Questa è la difficoltà, questo è il pericolo. Se invece recuperiamo alto il pallone, teniamo lì l'avversario e cerchiamo, la ricerca di Spalletti è di avere un attacco continuato un po' come era con Sarri. Questo è tutto. Questo è tutto. Serve un po' di mazzo, ve l'ho detto proprio chiaramente. Ve l'ho detto chiaramente. Questa è l'ultima amichevole? No, Giulia, il 14 agosto ce ne sarà un'altra, non sappiamo ancora contro di chi. Le incursioni di KK ci sono ancora, quindi Spalletti out. Chiedo cerchiamo di non guardare più indietro, Tore, perché altrimenti non ne usciamo più. Queste continue accuse verso lui le trovo esagerate. Con Spalletti può modificare il suo modo di giocare, combatte su ogni pallone, Bakayoko il contrario e si parla di farlo ritornare. No, su Bakayoko io rigetto la notizia, non credo sia possibile, non credo che abbia senso. Per quanto riguarda Mario Rui, signori, Mario Rui questo è. Mario Rui era questo anche con Spalletti alla Roma, poi si infortunò presto, quindi non l'abbiamo visto molto con Spalletti. Mario Rui questo è. Impegno, cazzimma, Mario Rui ce l'ha, come caratteristiche tende ad accentrarsi molto. Oggi ha fatto delle buone spinte, anche delle buone sovrapposizioni con Insigne. Dopodiché ogni tanto a me sembra svogliato, nel senso che rinuncia spesso alla proposizione, si guarda indietro e la dà indietro. Questa è l'impressione su Mario Rui. Non è un fulmine di guerra a livello fisico e a livello difensivo spesso soffre. L'ha detto Spalletti, non lo dico io. Spesso soffre, quindi Mario Rui bisogna metterlo in condizioni di giocare in avanti, quindi essere sempre forti, con il lato forte sempre sulla sinistra, e con Mario Rui e Insigne questo è il Napoli. Uomini forti, squadra forza, uomini scarsi, squadra scarsa. Ormai gratis, ma infatti. Vedi, questo lo sapevo, che Mario Rui sarà sempre quello che dividerà. 4-3 fallito anche con Spalletti, ma fallito non direi. Ci sono delle difficoltà, però io non mi soffermerei tanto sul modulo in questo momento, piuttosto sulla condizione fisica che ancora non è al massimo. Il Casanduoglio chiuso. Se il Napoli non farà mercato soffriremo un campionato in cui non partiamo mai da favoriti, non scherzare proprio. Il problema è se tu ti intendi per il quarto posto, sicuramente ci sono squadre che erano più attrezzate l'anno scorso, l'Inter ha perso qualche pezzo, il Milan ha perso qualche pezzo
Secondo me non cambia molto. In questo momento non cambia molto. Cambia che la favorita non è l'Inter ma è la Juve. Questo cambia. Poi lì davanti l'Atalanta comunque resta forte e il Milan resta comunque una squadra temibile. Dobbiamo vedere cosa faranno Roma e Lazio, perché si potrebbero inserire, quindi si rischia. Hai ragione a pensare che si rischia. Mario Rui out, si faccia presto. Angela, abbiamo fatto allenamento per subire gol da Catania ed è andata bene. Zanolo fuori ruolo ha fatto meglio di lui, e dai, ma quando capiremo che è un terzino mediocre. Lo so ragazzi, lo so. Si è ascoltato chiaramente che Spalletti chiede coraggio nel portare quando si può palla in avanti, vede Bobotta sempre richiamato. Anche secondo me Amrabat potrebbe fare al caso nostro. A me piaceva l'anno scorso Luca e non ha fatto benissimo con la Fiorentina, comunque una Fiorentina che ha avuto tanti problemi, potrebbe essere un giocatore da recuperare, non mi dispiace l'idea. Anche un giapponese, io il terzino sinistro l'ho detto ragazzi, Anthony Robinson del Fulham, poi se non mi ascoltano non è colpa mia. È Stupignan, esattamente, è Stupignan. Lo stanno pigliando però questo terzino sinistro oppure no? Vale, io sono sincero, per me non siamo da Champions ora come ora, so che le amichevoli non contano, ma i giocatori sono questi, ed è giusto. Ragazzi, non mettetevi le idee per lo scudetto, ma quale scudetto? Ma per favore, possiamo tornare in Champions? Buonasera Valerio, comunque il mio spunto è Spalletti che odia il farseggio corto dietro, verticalizzare. Io sono sincero, per me non siamo da Champions, sono le amichevoli che abbiamo letto, per me il Napoli ci farà divertire, fate screenshot e poi ne riparleremo. Abbiamo giocato bene ma dobbiamo concludere di più. Puoi raccontare cosa è successo davvero fra Messi e il Barca? Amico mio, io l'ho accennato nel video scorso, per me entrambe le squadre, ne ho parlato anche con Guido che presto ritornerà sul canale a darvi le sue considerazioni. Per me entrambe le squadre volevano chiudere. Il Barcellona non vuole più accollarsi un prezzo così esagerato per Messi. Messi non voleva più rimanere a Barcellona perché non hanno fatto belle figure ultimamente, anzi Messi voleva continuare a vincere e Messi non aveva alcuna intenzione di abbassare l'ingaggio o sotto il 50%, perché lui lo dice proprio, ero disposto fino al 50%, il che partendo da una base di, abbiamo visto 70 netti o erano 35 netti, insomma una cinquantina di milioni di media, e tu meno di 20-25 non ne volevi, ne vai a prendere 35, le lacrime non mi convincono sinceramente, perché lo so che è un calcio diverso, lo so che è un'azienda, lo so, tutti quanti dicono voglio vedere a te se ti danno, ma capite, però stiamo parlando di un'azienda che solamente dagli sponsor prende 80 milioni e con i soldi che hai preso finora, oltretutto anche protagonista di evasioni fiscali, quindi non è un personaggio che a livello economico ci fa piacere sottolineare. Con i soldi che prendi dagli sponsor potevi pagare anche tu di prima persona il contratto di Griezmann, ma ovviamente un giocatore come Messi, il padre, il procuratore, non avrebbe mai accettato di prendere meno di un qualsiasi giocatore del Barcellona. Di conseguenza la Liga ha detto questo è il tetto, non ve lo potete permettere. Ovviamente se il Barcellona veramente aveva intenzione di tenere Messi non avrebbero preso Agüero, non avrebbero preso Depay, avrebbero cominciato a vendere altri giocatori per abbassare il tetto ingaggio di molto e per tentare un tentativo disperato con Messi. Quindi entrambe le parti volevano chiudere. Non ci fate ridere con questi pianti del coccodrillo, perché non ci credo né al Barcellona che dice noi abbiamo fatto di tutto, né al Messi che ha detto che abbiamo fatto di tutto. Non mi convince. Questa è il mio take sulla situazione di Messi. No, sta caldo, non ti preoccupare amico mio Antonio, sto lavorando un pochino, quindi piano piano ritorneremo alla continuità, che è la cosa importante. Elmas quest'anno con Spalletti può magari finalmente consacrarsi, tecnicamente è ottimo e ce ne siamo accorti, se gli si trova tatticamente il ruolo per lui può fare anche un paio di gol. Ragazzi, quanti like stiamo? Per sfizio? Giusto per sfizio? Fatemi sapere, perché me ne vado subito. Me ne vado? Non leggo più i vostri messaggi? Fatemi vedere quanti like stiamo, per sfizio.
No, perché va bene tutto, però io devo andare anche a fare il che fare. Allora che facciamo? Rimaniamo in live? 520? Stiamo forte. 520 non va bene, 550. Voglio 550, vai. Dai! Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Cucina di mattina, Meret e Vilo tu. Di Lorenzo, mo ci penso, più sai, non sia mai. Malquit è chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui. Kulamo, in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Manolas, non direi. K2 colpe non sue. Rachmani pensa al domani. Maximovic, ma io non ci capito contratto, non ho contratto, ma vuoi firmare, ti vuoi impegnare, ma io non sto capendo che ma in Europa League, in Champions League, cosa si? Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Diego Tenne, aiutaci tu. Fabian, Mammi Sant'Anna. Bakayoko, basta Kayoko, Zielinski quando cincischi, Popotta, Ciampotta, Elmas credo sia un argomento a parte, penso che lo metterò tra quei giocatori che sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Che poi trovate questa canzone che è diventata una hit clamorosa, perché ma se io avessi fatto la canzone su Napoli probabilmente sarei diventato virale, assolutamente, perché quella era la cosa, perché questa è la canzone che viene dopo, è uno sfogo fondamentalmente che era Napoli Spezia, quando vedevo, mi ricordo no, quando Elmas e Llorente che non tiravano eccetera eccetera, una roba incredibile. Ma ragazzi, mi trovate su Spotify come Valerio Fluido Celentano, ci sono tutti i link in descrizione, mi fa piacere che voi che magari siete nuovi, che non lo sapete, io sono un musicista, io mi sono trasferito a New York per fare musica, poi il calcio ha preso il sopravvento in questo momento di pandemia, però non ci dobbiamo dimenticare che faccio musica e che la che avesse a fare è musica. Di conseguenza, qualcuno di voi già lo sa, sto ultimando una canzone nuova che riguarda comunque il calcio, ma è fondamentalmente la canzone della mia vita, quindi è una roba molto personale dove apro proprio il cuore alla situazione generale, dove spiego la storia della mia vita e ci tengo moltissimo e ovviamente spero che vi piaccia, perché veramente sono emozionatissimo, è una cosa diversa. A proposito di emozione, ma che emozione? Ma quale emozione? Diceva Spalletti. Faccio gli auguri a mia madre che oggi fa il compleanno, quindi io vi devo salutare perché devo assolutamente andare a videochiamare la mamma, perché a mamma ce ne sta una sola, a mamma è sempre a mamma e quindi va bene così. Grazie amici miei, mamma e papà sono le 3 like. Ha visto la canzone Maradona di Coprio? Ho visto, sì. Sei una rockstar, i capelli ci sono, grazie Luigi. Questa poi è la mia band heavy metal, per chi piace, non lo so dire in italiano. Viva Napoli Miki, sempre. Sei forte, grazie amico mio. Meno 9 like, dai. Baby Fox, c'è anche lui che non manca mai. Auguri alla mamma, grazie Luigi. Un napoletano New York, auguri mamma fluida. Veda, bisogna sfoltire un po' la rosa e fare 3 acquisti, non è difficile da capire. Auguri alla mamma, auguri signora, grazie per averci dato Valerio, bellezza.
Buona serata a tutti, Gregorio, auguri alla mamma, grazie a tutti ragazzi, adesso la chiamo, gli riporterò tutti i vostri auguri. La storia Messi è molto complicata, le leggi della Liga vietano, sì lo so amico mio, che un giocatore prenda a zero, che prenda meno della metà dello stipendio, vabbè questa non la sapevo, però Francesco si sapeva già, cioè che loro hanno il salary cap non si scopre quest'anno, quindi tu ti potevi organizzare, oltretutto lo sai, c'è sempre un modo per trovarlo l'accordo con le altre società, le altre aziende. Loro volevano anche fare un programma di contratto lungo spalmato, dove in realtà 6 anni, 5 anni di contratto, però ti diamo parte dei soldi così, parte dei soldi con altre sponsorizzazioni. Sa fa, se vuoi fare si fa. Secondo me gli è andata bene a tutte e due. Gli auguri signora grande, fuori onda, nome nuovo, iscriviti al canale, la madre è sempre la madre. Auguri a mamma, per non perdere nulla unisciti al canale Telegram ufficiale, se no secondo me sei pazzo. Auguri alla signora Fluida, grazie al Trove Channel, grande live, auguri alla tua mamma, saluti dalla Sardegna. Francesco, come si sta in Sardegna? Bellissimo in Sardegna, ci ho passato delle belle vacanze. Auguri alla mamma Vale. Sì, Tore, come no? Su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music sono riuscito a mettermi su tutte queste piattaforme e non vedo l'ora di cacciare la nostra canzone finale, che mamma mia è un macello. Sei il nostro onore in America, che bellezza Luigi, grazie. Faremo la fine dell'Inter? Non lo so Enzo, in questo momento... Allora, dobbiamo riflettere su una cosa, non sono arrivate offerte così importanti per i nostri giocatori, perché dovendo spendere hanno preferito prendere un Lukaku, hanno preferito prendere un Hakimi, giocatori che fanno la differenza e che l'hanno fatta l'anno scorso. Evidentemente i nostri sono bravi, ma non sono così bravi dovendo spendere una cifra. Se si vuole risparmiare con i giocatori del Napoli, De Laurentiis probabilmente può dire di no e quindi ti restano le amiche bellissime. Cioffi, Vice Insigne, Lorenzo rinnoverà forse così come cosa, cioè Vice Insigne deve essere Cioffi come condizione? Non credo che Insigne possa mettere questa condizione. Ti ringrazio sempre, grazie a te Vigilio sempre, auguri alla mamma dalla Germania. Ma la domanda è: dei 3 mostri lì avanti nel PSG chi tornerà a difendere? Questo poi sono problemi loro, amico mio, sono problemi, scusate il bicarbonapoli, sono problemi che hanno avuto anche l'anno scorso e che se li ritroveranno Pochettino deve fare qualche cosa, perché si rischia, ovviamente se tu attacchi con quella qualità è facile che punti a fare un gol in più, e alla difesa poi ci pensa Sergio Ramos entrando in scivolata così, più o meno in piccolo è quello che pure noi stiamo facendo, perché non vedo Politano coprire molto, non vedo Insigne coprire molto, ma c'è meno preventive e più attacco feroce quando perdiamo palla. Vedremo. Ciao Valemo, vado a guardare l'altro video di oggi. Un abbraccio, un bacio a mamma. Come sempre fino alla fine. Forza Napoli, sempre. Il Padre Eterno vi deve far vivere 100 anni. Grande, no razzismo, no spam. Attenzione, altro top acquisto per il Venezia. Okereke, velocissimo alla Osimhen. Venezia che ha preso Caldara in difesa. Grazie Luigi per questa notizia, non lo sapevo. Saluti alla mamma, ragazzi, vi voglio bene tantissimo. Mucedil, non so se l'hanno già detto, ma Insigne sta proprio sciupato, non so se è una mia impressione, ma lo vedo proprio secco, specialmente in zona addome. E allora vuol dire che quel filino che aveva l'anno scorso l'ha dato a Politano e adesso così. Ma io credo che Insigne fisicamente stia proprio bene, perché comunque c'ha resistenza, corre per veramente 95 minuti, questo gli si deve dare atto. Lasciate il like amici bellini, dice il Nightbot, perché giustamente A613 ce lo ricorda. Il PSG fa la fine dell'Inter di Moratti, troppe fenomeni e non vince nulla, però l'Inter di Moratti alla fine, quella del triplete ce la ricordiamo. Io spero
se il PSG non vince la Serie, l'Arabo si imbi. Io spero veramente, queste sono le cose poi belle del calcio, che tu più spendi e meno vinci. Nel frattempo l'anno scorso non hanno vinto la Ligue 1, nel frattempo il primo trofeuccio è andato a Lille, quindi il PSG sta antipatico, ma per forza che diventa antipatico, perché se voi comprate tutti e non avete limiti e ovviamente la mascherina, ma perché per forza, perché non ci stanno più prodotti del Napoli da comprare, e tengo tutto quanto, aspettiamo i prodotti nuovi, per questo ha gibbiato tutta roba del Paris Saint-Germain, perché ho una band che si chiama Paris New York e quindi almeno faccio la cosa della band, ma vado in difficoltà. Ma quindi restiamo con 3 difensori e Mario Rui con la speranza di un improbabile recupero di Thuram? Sì, così credo che alla fine andrà a finire, magari tenendoti anche Zanoli, e quindi l'idea è sempre quella. Manca Mario Rui, sposti Di Lorenzo di là, Malquit a destra e Zanoli prima riserva. Il Napoli è apparso un po' imbastito, un po' più imbastito che col Bayern, forse è meglio così. Che intendi per imbastito? Ernesto, fammi sapere. 546, dai ragazzi, mancano 4 like, dove stanno? Dove stanno? Bravata ha già rifiutato di venire, il presidente non lo ritratterà tu, e direi pure giustamente. Non hai torto Nicola, alla fine se lui avrebbe potuto, non lo sappiamo, lui avrebbe potuto venire, ma se ha rifiutato può essere che il Napoli dica a loro che però prendiamo Jetro Willems, terzino sinistro attualmente svincolato, 27 anni, bravo tecnicamente a crossare e superare. No, non lo conosco, amico mio. Svincolato da dove? Poi bisogna sempre chiedersi svincolato perché nessuno l'ha preso, un po' come Maksimovic, no? Maksimovic come scheda tecnica è alto, in teoria ha buoni piedi, un buon colpo di testa, però è stato svincolato e nessuno se l'ha pigliato ancora. Perché? Noi lo sappiamo perché manca di continuità nelle prestazioni molto spesso. Forse per Natale avremo i golfini del Napoli. Messi è un idolo, mi piange il cuore vederlo, però è un idolo sì, ma mi piange il cuore, cioè nel senso piange anche a me il cuore a vederlo inseguire questa squadra dei Galacticos, tutti questi Sword eccetera eccetera, ma insomma mi sarei aspettato un finale migliore. O resti al Barcellona per tutta la vita e veramente entri nella storia del club, già è nella storia del club, ma lo fai per bene, oppure te ne torni in Argentina, per dire, no, ha finito col Barcellona così. Questa cosa, capito, che delle lacrime, che comunque ti stai a pigliare 35 milioni, è piaciuta. Non ci eravamo allenati per fare gol da piacciato, io personalmente non ho visto miglioramenti. Angela, uno si può allenare quando vuoi, ma poi la palla è rotonda. Domanda, ma se oggi ci stesse Maradona, quanto varrebbe oggi? Una mia curiosità sentendo queste cifre. Amico mio, non c'è prezzo, non te lo so proprio dire, un giocatore come Maradona veramente non c'è, devi parlare, che ne so, se vuoi che ti faccia una cifra, 500 milioni di euro, ma come minimo, e quanto poi gliene devi dare, e quanto il personaggio attirerebbe diritti TV e se apre la bocca, cioè non scherziamo proprio. Impagabile. E anche per questo, hai capito, i famosi confronti tra Messi e Maradona. Messi, vatti a fare un campionato, anche come ha fatto Ronaldo, per esempio. Ronaldo lo sappiamo che l'ha fatto specialmente per le tasse, perché in Italia veniva a pagare 100.000 euro forfettarie di tasse, però si è venuto comunque a confrontare con un campionato importante. Messi va nella Ligue 1, va in Inghilterra o va in Germania, ma nessuno pavava, perché si è reso conto come il Venezia ha annunciato la propria maglia, tra l'altro è stupendo, ho visto, il club neoproposto ci mangia a livello di marketing e social media. Guarda, voglio dire una cosa sui social media manager, stiamo migliorando a livello di video su Instagram, mi piacciono le grafiche, siamo un po' più attenti, ho visto quel video tira a giro per esempio, sono stupidaggini ma sono cose importanti, che i giovani che si devono affezionare al Napoli, di cui i giovani hanno bisogno, sono cose importantissime, quindi un plauso a chi si sta occupando dell'Instagram, che poi magari si occuperà anche di YouTube, ma non so se sono persone diverse, ma chi si sta occupando del videomaking, bene. Poi dobbiamo salire con tutto il resto delle cose, per esempio fai la partita su YouTube, abbi
un occhio di riguardo sui tifosi all'estero, che tu ti lamenti sempre, cioè, tengo 70.000 milioni di tifosi all'estero e comunque l'esclusiva l'hai data solamente per la Campania e poi uno si deve organizzare insomma, ci sono ancora tantissime cose che si possono fare a gratis per stare più vicino ai tifosi, ma è un po' complicata. Secondo la legge universale delle probabilità, quest'anno è l'anno di Ghulam, io lo spero tanto. Tutti parlano di 800 milioni che ha guadagnato in 21 anni Messi, ma nessuno parla dei 150 che facevano guadagnare sulla società ogni anno. Giusto anche questo, sicuramente, era un mutuo soccorso, se vogliamo, però ci sta che piange, lascia comunque il suo club, ti ripeto, non... specialmente in un momento della vita di tutti, no? In questo periodo dove ci sono difficoltà economiche per tutto il mondo, gente che non arriva a fine mese, così. Tu che ti stai andando a prendere comunque 35 milioni all'anno, il pianto te lo devi sparagnare. Poi puoi essere triste, ti può dispiacere, eccetera, eccetera. Se ti dispiace al punto di piangere, devi trovare un modo per rimanere. Se invece vai a prenderti questo, ma adesso farei la cosa alla Torre Eiffel, il pianto a me dà fastidio. Non ce la faccio. Non riesco ad essere falso su questa cosa. Siano stanchi e imballati, saremo pronti per fare, sono fiducioso. Non è sicuro che Messi va al PSG, credo proprio che se hanno prenotato la Torre Eiffel. Credi che possa essere la nata del lancio di Meret o si ripartirà? Non lo so, questa è una domanda bellissima perché comunque non sono convintissimo. 561, grazie Diego Maradona, tra l'altro Mario credo. Visto che gli europei ha scaldato la panchina e visto che Elmas Lobotka sta funzionando, Fabian avrebbe dovuto iniziare da Di Maro, no? Cioè Zeccanini, il centrocampo, sono d'accordo sull'analisi tecnico-tattica, però un po' di vacanze le doveva fare, altrimenti lo perdi durante l'anno, che ricordiamo che questi giocatori non hanno mai staccato la spina e le vacanze erano importantissime. Casa, pallone, casa, senza nemmeno poter andare a cena, quest'anno particolare, quindi questo glielo dovevamo concedere a Fabian. Spero che si metta in forma presto. Maurizio, sì, abbiamo vinto 2-1. Benvenuto, iscriviti al canale. Ho paura che Fabian ne risenta quest'anno nel modo di giocare Spalletti, non so perché, ma qualcosa dice deve farlo partire e fare cassa. Ci stiamo pensando in tanti, amico mio. Ci stiamo pensando in tanti. Fabian è molto lento, il Barcellona ha attaccato il PSG per il fair play, è talmente ferma, ma la trattativa non è tra il Barca e il PSG, amico mio. Non è tra il Barca e il PSG. Messi è svincolato, la trattativa è solo tra Messi e il PSG. Se Messi ora dice non dovete fare lo sgarbo al Barcellona, non vado al PSG, voglio vedere dove va. Voglio vedere se decide di rinunciare, oppure i Sord la fanno da padrone come sempre. Come abbiamo giocato, ero al mare, non ho potuto vedere la partita. Amico mio, io sono senza voce. Il Napoli ti consiglio, vabbè, tu ci sei sempre. Domani uscirà l'approfondimento tattico, ovviamente la magnetta è tutti i dettagli. Il Napoli non ha giocato male, però si poteva fare qualcosina di più. Siamo un po' sulle gambe sicuramente e restano dei dubbi sul gol subito. Bellissimo il gol di Elmas, primo gol ovviamente sul calcio di rigore di Insigne. Il Napoli, questi sono i titolari, qualcosa si può fare, qualcosa di meglio si può fare, perché comunque stiamo parlando dell'Ascoli, se affronti una squadra di Serie A ti mettono più in difficoltà, però non ci facciamo la testa, è calcio di agosto e quindi ecco qua. La prendete come la volete prendere, e, insomma sarebbe una cosa, non lo so, se sono rimasto qui in sordina ad ascoltare, volevo solo augurare buonasera in sordina Lucas, gli amici bellini, anche se da te è giorno. Sì, vale sincero, con 2 innesti a centrocampo, secondo te siamo scudetto? No, serve troppo mazzo per essere da scudetto. Troppo? No.
Non siamo ancora da scudetto, ragazzi. Poi me li devi dire chi sono i due innesti a centrocampo, perché se prendi due giocatori che sono dei leader di centrocampo e un terzino che fa la differenza, cioè se arriva uno che fa la differenza come l'ha fatta Hernandez, se arriva uno come Hakimi e a centrocampo metti uno che fa la differenza seriamente, uno tipo Barella, per dire un giocatore di centrocampo, allora lì è diverso. Ma comunque, secondo me, per lo scudetto ci sono 4 squadre davanti, perché ti devi sempre ricordare: sei arrivato ad un punto, sei arrivato sempre quinto, quindi devi scavalcare tantissime posizioni di squadre che, se non vengono rivoluzionate, bene o male sono quelle. Allora l'Inter ha perso delle posizioni sicuramente, il Milan ha perso dei 2 giocatori importanti, però mercato lo hanno fatto, quindi sta là. L'Atalanta perde dei giocatori, ma mercato lo stanno facendo, quindi stanno là. La Juve guadagna delle posizioni, perché rispetto a Pirlo Allegri garantisce più punti e meno errori. E dobbiamo stare molto attenti alle romane, perché hanno rivoluzionato il concetto di gioco, perché con Sarri può andare tutto male o tutto benissimo, e con Mourinho li vedo un po' nervosi. Sto guardando le amichevoli, però potrebbe mentalizzare questa squadra, e la squadra, la Roma, comunque ce l'ha. Signori miei, ho finito la voce, vi voglio un sacco di bene, grazie a tutti per il supporto costante sul canale, nel pianto, lo so, la differenza con Diego proprio mai più nella vita la voglio sentire un paragone con Diego Armando Maradona. Noi l'avete visto, è fatto di Bobo? Sì, l'avete visto, è fatto di Bobo. Vi voglio bene, ci vediamo domani per l'approfondimento tattico. Lasciate i like finali, iscrivetevi al canale, dove sto prendendo tempo perché la sigla, non trovavo la sigla. Un abbraccio a tutti i mod, un ringraziamento speciale a tutti i mod, a tutti i like, a tutti i supporters di questo canale. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Abbiamo vinto, però vincere è importante, vincere non è l'unica cosa che conta. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.